Sim troppo assai e frate cazzo. Amici bellini, la strada è sincera, si lotta col cuore, non solo stasera. L'amicizia ci guida, la voce si sente, pazienza e supporto, la fiamma ardente. Le Loriane, mediano speciale, bellissimo eroe, dal coraggio leale. Senza di lui non sappiamo star bene, è il nostro pilastro. No, veramente, ma come si fa? Come si fa? Come si può fare? È inaccettabile, 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 inaccettabile. Non... Cioè, è un'occasione unica, un'occasione incredibile che stai uno in più, stai controllando la partita. A me sta bene anche non forzare, ok? Stai in controllo assoluto, devi fare il secondo gol, è indubbio, stai uno in più, non è possibile, mi sta bene non forzare, ma devi avere quella voglia, quella forza di fare il secondo gol, perché altrimenti resta sempre in bilico e loro avevano solo l'opportunità di buttare qualche palla in mezzo se capitava qualche cross, qualche calcio d'angolo, e gliene abbiamo concessi un paio pericolosi. Poi buongiorno, stato buono, cioè è veramente difficile così, eh? Possiamo fare un'analisi generale di tutte le prestazioni individuali. Conte io non l'ho capito, onestamente. Cioè, con un risultato positivo avrei analizzato la scelta di Gutierrez a destra in un certo modo, cercando di capire, sempre chiedendomi però cosa avevi intenzione di trovare lì. Speriamo che glielo chiedano, perché è una domanda banale che va fatta e Conte non si deve arrabbiare, deve risponderci in maniera tattica, tecnico-tattica. No, volevo fare così perché abbiamo studiato, per esempio, che il Copenaghen difende in un certo modo nelle palle che arrivano dalla tre quarti. Se me la spiega così, io mi sto zitto e non dico niente. Ma se non c'è una spiegazione, io non capisco perché tu ti blocchi là. Perché la palla arrivava là e ti bloccavi, perché Gutierrez non va mai sul destro. Non ce l'ha. Gli ha fatto fare il Politano, ma Politano sono anni e anni che fa quella roba là e ogni tanto va sul sinistro e ogni tanto va sul destro. Gutierrez mai, e non me lo posso spiegare, non me lo riesco a spiegare. Abbiamo perso la partita per quella roba là? No, ci sono sicuramente tante altre cose che... Mamma mia, babbo. Leggiamo i vostri messaggi. Ecco qua. Vincenzo, hai ragione, Vincenzo. Non... e purtroppo molto prima di poi, perché è goffo, lo stiamo dicendo da un po' di settimane, mi risulta goffo, lo vedo camminare male, lo vedo tutto storto, mi risulta goffo, e quello ha fatto un fallo da goffaggine, cioè invece di tenere, lo tieni, era fortissimo in questo, nell'uno contro uno, era quello che in dribbling teneva una sfilza di partite senza essere mai superato in dribbling, niente di meno vai a intervenire con la gamba. È inspiegabile, rendiamoci conto che è una roba, è un'involuzione inspiegabile. Buongiorno Luca, devono sparire. Vabbè, Luca poi, figuriamo. Io certo non mi aspettavo poi il miracolo da Lucca stasera. Sarebbe stato assurdo anche vederlo. Sai, quelle storie incredibili del calcio che proprio lui, che tra lui e Lang potevano fare questa cosa qua. Però, secondo me sono due storie diverse che dobbiamo analizzare bene, anche alla luce di una cosa che ho saputo. E stiamo inguaiati, stiamo veramente inguaiati. E questa partita la dovevamo vincere non solo per avere una speranza di andare avanti in Champions, per recuperare le energie, perché stai a pezzi. E se almeno vinci qualcosa, perché Napoli comincia bene. Vedi, io mi porto dietro la vittoria di Sassuolo, col Sassuolo, nonostante non avessimo giocato bene. Però la vittoria forse ti dà quel minimo di energia in più per poi affrontare la partita europea. E il Napoli aveva cominciato bene, il primo tempo è soddisfacente. Abbiamo creato delle cose, Højlund fuori, Vergara fuori,
il tiro cross di Di Lorenzo, poi c'è il rosso Lore, arriva il gol nostro, tutto giusto. Poi tutta una serie di piccole cose, nel secondo tempo tutte piccole cose, piccole, finché non arriva là e poi il forcing finale pure fa ridere, perché hai messo Højlund, Lucca, tutti i lungagnoni in aria e non siamo cazzo di mettere un cross per bene, neanche un paio sono andati a destinazione, Lucca l'ha menata da una parte. Non chiudiamo la partita. Lucca con quale coraggio pretende che si risolva che gli risolve la partita in 10 minuti, visto che anche in conferenza continua a dire che è una sola punta e non la considera proprio. Lang idem. No, ma infatti non è che uno pretende, se stai parlando sicuramente di Conte, non è che poi Conte pretende che Lang gli risolve la partita. L'ingresso di Lucca, o di Lucca o di Lang, l'ingresso di Lucca ti fa capire che Lukaku non c'è. E continuate a dirci continuano a dirci cose, no? Ma quello è convocato. Guagliù non c'è, cioè se non lo metti in una partita così che è dentro o fuori, è una finale, è come se fosse una finale, e non metti Lukaku, vuol dire che stai pensando alla Juventus. Perché è lì che tu dici, me lo gioco adesso e rischio di farlo morire anche lui, perché evidentemente non è in grado di scendere in campo, metto dentro Lucca, tanto chi se ne frega. Perché per forza devo pensarla così. Per quanto riguarda Lang, c'è un'altra sfumatura e io vi devo dire una cosa. Io quello che ho visto da Lang, dal suo ingresso, secondo me abbiamo visto il vero Lang, con pregi e difetti oggi. E non lo so se questo era una questione di mentalmente uno che si è liberato, nel senso vabbè mo me ne vado, me la gioco come credo io, se devo puntare l'uomo lo punto, se sbaglio, non fa niente e si prende le sue responsabilità e ci ha provato perlomeno. Quindi mi è sembrato uno di quelli un po' più libero mentalmente rispetto ad altri, ma non lo so. Adesso secondo voi bisogna mandare via Lang, voi criticate Noah che in pochi minuti ha giocato, ha saltato 3 volte almeno l'avversario, siete vergognosi, vi meritate questo pareggio indegno. Vediamo di non prendercela tra di noi, Guagliù, perché non serve a niente, eh? Prendiamocela con Conte, prendiamocela con i giocatori. Non ce la dovremmo prendere nemmeno con i giocatori. Però, perché veramente stanno buttando il sangue. E questo lo dobbiamo tenere presente. Però a caldo fa troppo male, perché era un'occasione ghiottissima che non hai sfruttato, con una squadra in 10 uomini che onestamente non poteva fare più di questo, non poteva fare un po' più di ostruzione, non avevano altre armi. Un'occasione sprecata veramente assurda. Infortunio Lang, no, e questo poi va caro Nicola, questo va visto, perché quello gli ha mandato un calcio sul ginocchio pesantissimo e si è visto che era molto, quello era un altro fallo da dietro, da espulsione al 100%. Ce ne frega poco, perché che tu levi un'altra espulsione magari recuperi 30 secondi in più, ma comunque nella caciara finale non cambia niente, anche perché ce l'ha azzoppato Lang, quindi Lang non poteva partecipare all'ultima azione perché era zoppicante e si è fatto secondo me male seriamente, sperando che sia solo una botta che in quel momento ti fa sentire dolore e non riesci a camminare per il futuro, perché poi la stessa botta l'ha subita Spinazzola, ginocchio sul ginocchio, e fa malissimo, anche Spina è uscito. Speriamo che non sia niente di grave. Qua giù, rendiamoci conto che quando quello è entrato sul ginocchio di Lobotka, io avevo fatto le valigie, ero pronto ad andare io in campo. Come si fa? Come si può fare? È una cosa incredibile, voglio. Abbiamo resuscitato i morti, stiamo facendo la fine della neve al sole. Ci stiamo squagliando, è vero, ci siamo squagliati, è proprio così. In 11 contro 11 forse l'avremmo vinta, non lo so, però ci avevo pensato a sta cosa, nel senso che in reaction mi sentirete dire: mo non venitemi a dire che visto che loro erano in 10 si sono chiusi di più e quindi era più difficile. Guagliù, nel calcio moderno l'uomo in più si utilizza, si sfrutta, si profitta. Non è possibile non approfittarne, perché il calcio moderno è basato su tutte le contrapposizioni. Se non riesci a sfruttarlo è una tua mancanza. Non voglio sapere proprio niente su questo. Se è vero che le scelte iniziali, le scelte, anche le sostituzioni, noi le critichiamo
però fondamentalmente non sappiamo cosa c'è dietro. Se non riesci a sfruttare l'uomo in più per fare un... perché tu hai segnato sul calcio di punizione, sul calcio d'angolo, quindi non hai sfruttato l'uomo in più, anche se ho sentito McTominay, è uscito quello che mi marcava, quindi sono andato più liscio. Però là devi trovare tu un modo per poter sfruttare meglio quella che è la superiorità numerica, e non lo hai fatto, quindi bisogna prendersi le responsabilità tattiche, no tecniche, su questa cosa qua. Poi, se lui aveva stabilito tutta una serie di passaggi che tu dovevi fare in maniera più veloce, quello è un altro paio di maniche. Però stasera dobbiamo parlare di molte cose, Conte in primis. Perché voi pensate che Elmas da ala sinistra tre quarti sia meglio di Lang? Lang in quella posizione 10 volte Elmas, l'ha dimostrato stasera, e non dalle prestazioni di Elmas. Elmas è una mezzala. Per me Elmas ha fatto una grande partita finché era in campo, finché era a sinistra. Attenzione, finché era a sinistra, perché poi lo metti a destra a fare la mezzala al posto di Vergara a un certo punto, e la mezza punta a destra. Poi l'hanno messo esterno destro, quello è un altro che ha preso un calcio alla fine. E teniamocelo caro caro. Comunque è una questione anche di... Io non me lo spiego che Lang non gioca se è in uscita. Al di là di quella che può essere una preferenza, io preferisco Lang, io preferisco Elmas. Me lo spiego che non gioca perché è in uscita. Però se mi entra al 62esimo vuol dire che tu ci punti, vuol dire che fa parte del gruppo. Lucca buttato in mezzo alla fine, gli ultimi 10 minuti, metti il lungagnone. Passare con il miracolo sarebbe anche immeritato. Ma io non l'ho manco, cioè ce l'ho davanti la classifica, non l'ho manco vista, ma cioè hai fatto un punto insieme al Copenhagen. Però deve giocare ancora il Karabakh, ti può superare il Karabakh, ti può superare il Benfica. Quindi le due che abbiamo affrontato noi. Il Pafos, l'USG, l'Ajax no, e queste tre già ti possono superare, e poi c'è il Chelsea, quindi stati bene. Avessero vinto loro ci saremmo risparmiato l'ultima speranza col Chelsea. Ma te la devi pure giocare, capi? Perché il Chelsea è pure una squadra pazza, che non lo so quanto... te la devi giocare, non possiamo pensare di uscire volontariamente. Poi se esci, amen, e ti concentri sul campionato. Però voglio, lo ripeto, è una questione anche di soldi. Se noi non continuiamo in Champions, il fatturato non cresce. E se il fatturato non cresce, non lo so se ci fanno fare mercato l'anno prossimo. È una roba gravissima quello che hanno fatto. Non potete avere idea. Se noi passiamo un'estate col blocco del mercato, io non resisterò. Senza un tiro in porta. Vergognoso uscire dalla Champions, bisogna fare serie riflessioni sulle vere ragioni di tutte queste rinfortune. Antonio Conte. Buongiorno non lo vuole nessuno, mamma mia, buongiorno è incredibile. Contro il Milan e con la squadra completa non siamo riusciti a sfruttare l'uomo in più. E c'è proprio problema in attacco, si fanno uno massimo 2 gol, ma questo buongiorno la difesa fa acqua. Hai capito? Perché anche là tu... almeno blocchi la difesa, tieni la difesa ermetica, in qualche modo parti da quella sicurezza, e poi se invece poi la difesa ogni tanto ti viene meno perché si aprono delle voragini e dei buchi, come si fa? Un po' di sicurezza te l'aveva portata Rachmani, e manco Rachmani più. No, ma infatti io la prima cosa che ho detto nel gruppo, che se mi frate no, l'ho detto in privato, se mi frate cazzo, poi l'ho detto a voi, e che quello che ho detto nel gruppo è che non meritiamo di passare, non meritiamo niente, abbiamo fatto tutta una serie, a parte quella là brutta col PSV, ma è proprio tutta una serie di partite non convincenti in Champions, che non va bene, non avevi avversari incredibili. Se tu perdi con glitchy Olivera, non me ne parla. Olivera stava quasi per segnare,
Mi dispiace per Buongiorno, ma dopo l'infortunio gioca con la paura, portandola a diventare, come hai detto tu, veramente goffo, entrando anche in ritardo negli interventi di testa, che lo porta a fa con le mani. L'hai visto quel fallo di mano al centro del centrocampo, dove lui salta e la mano resta così? Ah, che cosa è successo? Che cosa succede? Perché io poi va benissimo, affrontiamo il discorso degli infortuni, della sovraesposizione dei muscoli di alcuni e quindi errori di Antonio Conte, eccetera, eccetera, ma poi ci sono altre cose che non stanno funzionando, ma in maniera seria. Cioè, questo è tornato dall'operazione, ma come è tornato? Ma è stata fatta una riabilitazione vera, importante e seria? Perché dobbiamo farci le domande a 360 gradi. Perché chi guarda dall'esterno, tu dici, oh, vabbè, ma tengono Buongiorno, Lukaku in panchina. Non si sa quello che è il sottostrato di questa squadra disastrata. È una squadra disastrata e quello che abbiamo fatto fino a mo', rimanendo attaccati al terzo posto, almeno in campionato, è qualcosa di incredibile. Veramente incredibile. Vale, non l'ho vista e non do giudizio, soffro e basta. Grazie per esserci sempre, in realtà come un sogno, anche se non ci appizza nulla mo', è iraniano. Bra, sì, è chiaro che non ci azzecca niente mo'. Va bene avere le proprie preferenze per l'allenatore del futuro, e Italiano è sicuramente un'opzione che sta facendo esperienza, diciamo così, però pure italiana, cioè nell'ultimo mese e mezzo non ne ha azzeccata una, e quindi non mi sembra di identificarlo come quello che arriva e risolve tutti i problemi. Significa cambiare completamente atteggiamento, approccio al calcio, approccio alla partita, approccio alla gestione della rosa, è una cosa completamente diversa. Io sono pronto a farlo con massima apertura mentale, perché figuriamoci se non sono stato pronto ad accettare Conte, e Conte mi ha sorpreso almeno per la duttilità. Senza utilizzare un solo modulo adattando i giocatori, ha adattato i suoi moduli ai giocatori che gli sono rimasti, e questo è secondo me una cosa da apprezzare. Però, boh, cioè, non lo so se Italiano è la soluzione di tutto, non ne ho proprio idea. Avevo visto un'altra cosa, o sbaglio? Fammi vedere. Tore. Che delusione, che schifo, salvo davvero pochi stasera, fragile mentalmente. Boh, anche, perché poi mazzata incredibile, quando ti sei messo sotto a recuperare, sì, l'hai fatto, però senza... c'era... più che la fretta, la frenesia, nemmeno era convinta. Li ho visti veramente senza grande... un po' rassegnati pure. Serviva qualcuno che si prendesse anche la responsabilità. Ecco perché l'ingresso di Lang mi è sembrato positivo, perché si è preso alcune responsabilità, almeno nel puntare l'uomo e nel provarci. Poi per il resto tutti i passaggi orizzontali per cercare di allargare, ma non arrivavamo mai al fondo, e allora partivano sempre questi cross dalla tre quarti a rientrare, che sono di solito 90 su 100 preda dei difensori. Ecco perché non mi spiego Gutierrez, ecco perché poi Olivera significa che ti fermi là, e Olivera non arriva mai, e Olivera la cosa migliore l'ha fatto quando ha fatto l'inserimento centrale, colpo di testa che sarebbe finito sulla traversa, rivedendo il replay su quel colpo di Rein. Gutierrez significa questo. Ambrosino non è il suo lavoro andare sul fondo e mettere un bel cross, lo deve fare al massimo Di Lorenzo, ma nemmeno lui è uno specialista del caso. E che schifo, e che schifezza, veramente insopportabili oggi, tutti. La vedo proprio male. Uscendo dalla Champions League perderemo altri soldi, il futuro non è bello. Secondo me scenderemo un po' di posizioni nei prossimi anni. Non è inutile fare previsioni adesso a lungo termine, perché non sappiamo se l'anno prossimo c'è ancora Conte, non sappiamo se possiamo fare mercato. È inutile fare previsioni sotto questo punto di vista. Certamente il Napoli deve svecchiare questa rosa, perché gli infortuni sarà una questione di preparazione, ma il fatto di avere gente vecchia non aiuta. Questo penso che ce lo possiamo dire, che non aiuta nei recuperi almeno, perché l'infortunio può capitare a tutti, ma poi nel recuperare c'è chi recupera in fretta e chi non recupera in fretta. Pareggio, giusta punizione per chi prova a speculare, a perculare, perché poi verranno a perculare.
E io non lo so se era speculare. Io ho visto che il Napoli ha continuato ad attaccare, però abbiamo attaccato a ritmo basso. Il che io me lo posso anche spiegare se tu dici non ho le energie per attaccare come un forsennato e per fare il forcing alla grande per prendere il 2-0. L'ho sbloccata, secondo me mentalmente questo è successo. L'ho sbloccata, sono uno in più, sono in gestione, questi non mi faranno mai niente, attacchiamo sì, ma senza forzare, senza rischiare giocate che ti portano poi all'avversario che ti può venire in faccia. Mamma mia, no, all'avversario che ti può prendere la ripartenza in faccia. Hai fatto un vocale pericoloso? E allora non lo ascolto, dottor Varon. Come mamma fa? Forse lo posso leggere perché quello c'è sempre la trascrizione del vocale. Magari quando me lo riprendo lo leggo prima, se lo posso mettere lo metto e se no no. Ennesimo rigore causato da Buongiorno. Io ho paura che non andiamo neanche in Champions, se non arriva qualche giocatore importante rischiamo tanto. Vi renderete conto, no? Che come abbiamo chiuso la live l'altra volta, c'era un messaggio molto positivo, non mi ricordo se era Ferdinando, che diceva giustamente se poi batti la Juve vai a più 7, ed è corretto, però vai a più 7 dalla Juve, non è detto che distacchi la Roma che ha comprato Malen. Vaz non lo so quanto darà, però Malen subito ha avuto un effetto sulla Roma e ha avuto un effetto proprio su Gasperini. Cioè Gasperini si sente molto più forte di se stesso adesso con una punta che fa le cose che vuole lui. E l'impatto l'ha avuto subito perché Malen ha fatto 2 gol, uno gliel'hanno annullato, ma l'altro subito l'ha fatto nel giro di 3 minuti, mentalizzatissimo, prontissimo. E diventa pericolosa la Roma sotto questo punto di vista. Se le altre squadre aggiungono pezzi e noi ne perdiamo, guagliù, bissare quello che hai fatto nel girone d'andata, che avevi un certo numero di giocatori, non è facile. Dobbiamo veramente stare attenti, dobbiamo stare attentissimi. E secondo me solo se veramente De Laurentiis in questo momento capisce che il pericolo è grosso, è veramente pesante, a quel punto si deve guardare intorno e deve dire forse è il momento che facciamo la ricapitalizzazione, quello che si deve fare per intervenire sul mercato, perché non si può andare avanti così, ne perdiamo uno al giorno, è una cosa incredibile. Quap, questo è Pasquale, buongiorno, dopo l'infortunio è diventato bravo, hai ragione. Quello è perfetto sto messaggio, amico mio, è perfetto. Perché quando i tifosi, o anche gli addetti ai lavori, perché sono uguali, alcuni addetti ai lavori sono semplici tifosi che si sono trovati là a mazzo e guardano le partite come tifosi, non le analizzano, le guardano una volta e dicono la loro. È proprio così, quello che hanno detto di Juan Jesus in tutti questi anni è esattamente come se avessero visto le prestazioni di Buongiorno oggi. Ed è sintomatico. Perché Juan Jesus mantiene la barca in qualche modo con mestiere, con esperienza, se alle volte anche lui fa degli errori ma riesce a recuperare grazie alla sua esperienza. Buongiorno invece sembra di no, è veramente pazzesco. Emanuel, grazie per la terapia di gruppo, oggi mi è passata voglia di guardare le partite, amico mio siamo qua per questo, dobbiamo stare insieme perché se molliamo è la fine. E almeno insieme. Io qua vedo che lo Sporting ha battuto il Paris Saint-Germain e ha segnato a cavallo. Mo voglio un tweet di ADL. E ADL ha twittato ultimamente solo quando abbiamo vinto, non quando la squadra è in difficoltà. Non benissimo, però lo sappiamo come è fatto. Il problema non è il tweet, però il problema è agire. Il problema è che il 20 gennaio, cioè se tu avevi la possibilità di agire e non hai agito, perché agisci poi adesso? Mi sembrerebbe un assurdo. E certe cose sono venute fuori adesso. Quindi se tu avessi... Non posso parlare. Finché non chiude il mercato non posso parlare. Mi dispiace. Sull'angolo ho avuto la tua stessa sensazione. Ha provato più giocate in questi 20 minuti. Hai visto? L'unica cosa che mi tengo stasera è la prestazione di Vergara. Vale nemmeno quella. Vergara ha dimostrato che gli manca tantissima esperienza internazionale, gli mancano proprio partite di un certo livello.
ha avuto un paio di spunti così, ma ha perso fisicamente tutti i duelli con gli avversari e non riusciva in qualche modo a tenere i palloni e a giostrare così. Ha fatto delle piccole cose interessanti nel primo tempo, ma è calato tantissimo e si vedeva che non aveva proprio quel grip europeo sulla partita, quello che vedi da McTominay, quello che vedi da Lobotka. Gli è mancata quella cosa là. Colpa di Vergara? Assolutamente no. Vergara crescerà, se Vergara cominciamo a puntarci come va e lo fai giocare a lungo tante partite dove in una partita è protagonista, in una partita gli va malissimo, in una partita lo ammazzano di botte, in un'altra partita è lui che reagisce, in una partita si prende un'espulsione, in un'altra partita si appiccica a morte con l'arbitro, in un'altra partita si appiccica a morte con il capitano, in un'altra partita è il portiere che gli dà addosso. Tutte queste cose deve fare Vergara ad alti livelli, dopodiché si cresce e certe partite puoi essere protagonista. Quando tu stai là in mezzo devi fare purtroppo la differenza, e questo lui secondo me non ce l'aveva stasera, e a me piace, lo sapete. Il Napoli negli ultimi anni ha avuto un impoverimento tecnico, questa sì, perché poi ti manca proprio qualità, quella fantasia. Ricordiamoci, fino a qualche anno fa avevano giocatori come Fabian, Zielinski, Mertens, Insigne e poi Kvara. Giuseppe, hai nominato proprio la qualità. Hai nominato quelli che toccano il pallone in un certo modo e ti inventano delle cose, e anche la fantasia di vedere cose non banali. Perché quello che mi è dispiaciuto di più del Napoli di oggi è che eravamo prevedibili, eravamo leggibili. Telefonato, il tiro telefonato, il passaggio telefonato. Allora tu, quando già sai che la palla ritorna là e ti prepari per il cross, oppure ti metti sul sinistro per fare il cross, tutti hanno tutto il tempo di prepararsi, e te la ributtano di là, e ti marco, lotta 1 contro 1, una volta vinci tu, mi risistemo. E questo risistemarsi contro una squadra che farà solo ostruzione, come succede in Serie A con le squadre piccole, non c'è nessuna differenza. Sono solo forse un poco più forti fisicamente, questi qua resistono di più al freddo, ma non c'è differenza. Ecco perché i giocatori tecnici come Lang non bisogna toglierlo a questa squadra, hai ragione in tutto. No, ma è chiaro, perché quelli là che poi ti devono fare la differenza devono essere quelli là almeno sulla tre quarti, perché se non ne hai molta capiamoci, lo stesso McTominay è un giocatore che ha tecnica di base, è capace del lancio, è capace del dribbling, però non è il giocatore di fino, non è il Modric, lo stesso Lobotka, sì, ce le ha, anche le sventagliate le fa, però non è il 10, non è il giocatore di fantasia, sono giocatori da battaglia, e a un certo punto ti serve quella roba là. Sai che ti serve? De Bruyne. Suzuki aveva più grip. Chi è Suzuki? Ah, loro tenevano un Suzuki, mi pare, Bruttissimo, poi anche la telecronaca di Paramount Plus, non mi fate parlare, proprio tifoso del Copenaghen, incredibile, una schifezza incredibile. Ex sensazioni dallo stadio, Lang sta dando l'ultimo sprint di orgoglio. Stavi allo stadio? In che senso ex sensazioni? L'ultimo sprint di orgoglio che gli resta è fatto così, e sembra far bene, perché come avete detto ci manca la tecnica che abbiamo avuto negli ultimi anni. Eri allo stadio? Ho visto movimento di mani che hai fatto, di fino, serve proprio Maldini? Sto qua? Questo movimento qua? No. Ho guardato, mi rifiutavo di fare un'analisi sui giocatori, di questi qua che sono usciti così, però l'ho fatta privatamente senza fare il video. Maldini non ha assist nella sua carriera, ha fatto 7 stagioni, mezza stagione buona col Monza, non ha assist, non è proprio il caso suo, non è proprio il mestiere suo, ha più gol che assist e ha pochi gol, quanti ne avrà fatti? 7, non lo so, è troppo male. E comunque è un giocatore che non puoi mettere a destra, non mettete Maldini a destra, che è meglio Elmas. Quindi capite quanto poi diventa difficile, che stanno uscendo anche nomi che non si possono sopportare. Ritornando al discorso di Buongiorno, anche se con dinamiche diverse, quel ritardo nell'intervento di testa alzando il braccio, la stessa situazione è successa. Hai ragione, è proprio quella, è proprio quella. Poi è chiaro che col Verona ci sta anche quello che gli dà il gomito, e allora
a maggior ragione diventa difficile, perché magari lui ci sarebbe andato con la testa prima, però lo stesso movimento con le braccia, hai ragione. Lui la gomitata che prende non gli permette l'intervento di testa, però le braccia così. Poi si può anche... Tutti saltano così quando devi fare, però quando hai quello sprint, quando nel jump sei bello pieno, con la gamba piena così, tu ci arrivi di testa e le mani poi cadono in maniera naturale. Questa è una delle problematiche più tremende e più assurde. Ah. Secondo me Lang è anche meglio di Laurenti. Io non ho dubbi. Mi sono rivisto un video mio vecchio, signori miei, perché ieri Cronache ha parlato di Mika Goz, ok? 5 mesi fa, era il 14 agosto, quando parlavano di Sissé, Diouf, Chuave Meka, come si chiama, e Mika Gozze. Mika Gozze fu messo in un tweet di Schira, non lo so se il Napoli ci aveva mai pensato, ma il nome uscì, io mi incuriosì e lo andai a vedere. Mi innamorai subito. Ieri nell'Advisor Trevisani ha detto le stesse identiche cose che avevo detto io 5 mesi fa. Ti innamori, dribbling, alza la testa, eccetera, eccetera. Nel frattempo Mika Gozze, che ha 20 anni, ha fatto un inizio di stagione con l'Ajax pazzesco. 8 gol e 6 assist o viceversa. Pazzesco. In quell'occasione, io studiando Mika Gozze, li ho messi a paragone con Lang e con Doie. Seguitemi bene, perché non ho fatto il video oggi, ma questo era il video di oggi. Ve lo regalo live. Con Lang e con Doie. Lang aveva l'anno scorso dei parametri e delle statistiche insuperabili, era Gesù Cristo, Dio in terra. Quello che si è filato di fare Lang l'anno scorso non ha eguali, il migliore in tutti i campi. Ovviamente lo fai nel PSV, ovviamente sei mentalizzato, ovviamente le difese olandesi non saranno forti come le altre, va benissimo, ha fatto anche molto bene in Champions. Quindi Lang io lo giudico come un acquisto non sbagliato e dico, ve lo andate a rivedere, vi divertite. E dico testuali parole, dico poi bisogna vedere che impatto avrà, bisogna vedere sempre la testa, perché Lang, la testa fa tutta la differenza del mondo, ma non posso mai accettare che non sia un acquisto giusto. È un acquisto giusto Lang. Poi non ha funzionato, poi magari Conte gli ha chiesto delle cose che lui non voleva fare inizialmente e quindi non è entrato subito nel giro. Poi ha cominciato a fare quelle cose snaturando un po' se stesso, questa è la mia sensazione. Ma scoprì nell'analisi che Mika Gozze era molto simile a Ndoye, cioè il profilo che il Conte ci ha detto anche apertamente, noi volevamo Ndoye e non si poteva andare a prendere a livello proprio economico. È chiaro? È chiaro. I vocali, avete ragione. Andiamo ai vocali, sicuramente stanno come i pazzi. Però Perrone, calmati, perché sei diventato molto peggio di Achille e il tuo atteggiamento, visto che tu sei giovane e ti stai ancora formando, il tuo atteggiamento si può ancora salvare. Se poi mi diventi Achille, già sai, no? Già sai. Ti devi calmare perché mi stai diventando prepotente. Forse ti sta andando alla testa il fatto che sei in vantaggio al fantacalcio. Calmiamoci, scorriamo tutto e ci sono vocali da ascoltare. Buonasera, registro questo vocale prima che finisce la partita perché io sinceramente non capisco. A parte, vabbè, l'arbitro incommentabile, ma non possiamo sempre parlare di arbitri perché oggi con un uomo in più, con la squadra messa bene all'inizio, abbastanza, perché sinceramente Gutierrez a destra non me lo spiego, me lo spiegherete voi. No, ma anche dopo che non hanno giocato nemmeno male, ma come cazzo fai a buttarla così in caciara con gli episodi? Va bene, buongiorno, sta giocando male, non è in forma, tutto quello che volete voi, ragazzi, ma non ci ha capito niente. Per me ha fatto i cambi proprio alla cazzo di cane, ma non è che lo dico col senno di poi, lo dico proprio perché l'ho detto prima di vederli. Quando Spina si fa male, metti dentro Beukema, sposti Gutierrez a sinistra e alzi Di Lorenzo. Io sono stupido, ma spero di essere sempre stupido io. No, allora, correttissimo secondo me quello che dici, perché se Spina se ne deve uscire per l'infortunio o comunque per la botta che ha preso, giustamente, tu mi dici perché metti Oliveira che sai che ti blocca. Hai ragione. L'unica spiegazione che ti posso dare è che
aggiungere un difensore puro come Beukema al posto di Di Lorenzo, secondo me, non è visto come un cambio migliorativo. È l'unica spiegazione che ti posso dare. Ma l'idea che mi dai tu, per me è più corretta. Gutierrez a sinistra e Di Lorenzo a destra arrivano fino in fondo. Almeno nella logica delle cose. Possono arrivare fino in fondo. Per me Gutierrez a destra è stato un obbrobrio perché lo hai depotenziato assolutamente. Il fatto di mettere Lang al posto di Vergara non me lo aspettavo, ma comunque è stata una cosa secondo me corretta. Ambrosino al posto di Gutierrez, penso sia la disperazione di mettere uno che col destro possa fare qualche cross e lo metti là così, ma veramente non mi spiego se poteva essere una cosa. Certo, lasciare e l'ingresso, anche l'ingresso di Olivera è abbastanza inspiegabile. È abbastanza inspiegabile. Ciao a tutti amici bellini, mando un vocale dallo stadio, la partita sta per finire. Volevo solo dire che purtroppo Lucca dal vivo fa ancora più schifo. Che brutto acquisto, spero se ne vada proprio. Buona live. Ciao a tutti. Ma sei troppo bello. Al di là del contenuto del messaggio che non si può biasimare. Grazie, che bellezza, che bruttezza che non ti sei potuto fare il finale così. Addirittura Guido proprio in anticipo, cioè non ce la fa proprio, deve entrare. E che bellezza. Allora ci spostiamo senza manco la cosa, perché evidentemente avrà molte cose da dire. Guido. No, più che altro cose da fare, quindi potrò stare molto tempo. Ok, ciao. Vai, procedi. 2 domande subito. Domande proprio a crepapelle. Gutierrez a destra, non ce lo riusciamo a spiegare. Forse perché sperava di essere più incisivo sulla sinistra, è un fatto di scelta, quindi Elmas Spina con più logica, con più affiatamento. E infatti all'inizio della partita siamo scesi solo a sinistra e la destra ce la siamo dimenticata, poi ci siamo equilibrati anche perché Vergara è entrato di più in mezzo al campo e più nelle azioni del Napoli, quindi non solo non ce lo spieghiamo, ma se uno rivede la partita il Napoli era proprio sbilanciato come numero di azioni svolte. Seconda domanda, siamo dei polli, per non dire i fratelli del Dazio, perché no? No, tu sai quanto siamo io ci scarsi. tengo. Ecco, ok. Io continuo a fare un ragionamento che non piace a nessuno, forse manco a Valerio. Siamo figli del percorso che non abbiamo mai fatto. Però purtroppo si è creato un ambiente in generale, cioè dall'ultimo dei tifosi al più importante, tranne forse qualche rara eccezione illuminata dei colleghi, come il Napoli, il Vomero, eccetera, il Chelsea. Il Napoli è una squadra che in Europa non fa paura a nessuno. E Guido 15 anni consecutivi, 800 anni consecutivi. Sì, ci siamo qualificati per giocare le coppe europee per 13 anni consecutivi, qualificati. Ma non è che abbiamo fatto tutto questo percorso, tranne per quel Benitez, lo sappiamo. Cioè noi avremmo dovuto fare quarti di finale Europa League, ma l'Europa League era un disturbo per tutti, cioè per l'ambiente. Cioè, io poi devo ripetere sempre le stesse cose, come diceva la chat dei Poeti Estinti, ci rendiamo conto, Guido, quanto sia noioso per te. Cioè gli 8.000, i 7.000 spettatori al San Paolo in Europa, i 18.000, di cui 12.000. No, non è una bestia, è una felpa. No, però nel senso che avresti segnato anche tu, perché oggi siamo sembrati spuntati. Una felpa fatta a mano con le iniziali, quindi non mi permetterei mai. Sportivo perché mi attendono. E invece serviva un percorso in Europa negli anni, poi finalmente qualificati in Champions agli ottavi, ai quarti, e noi campiamo col Chelsea. Quindi innanzitutto è una squadra che non stiamo dicendo che da buttare, però dovremmo anche contestualizzarci, e questo nel frattempo significa anche che l'Europa, lo vedi in questa Champions. Poi altra domanda, è cresciuta come livello medio? Poi è ovvio che ci sono i soliti squadroni, eccetera, però anche qui qualunque squadra è meglio il Chievo, ma chi lo dice? Lo dice Guido, lo dicono dei colleghi, ma massimo rispetto. Però poi andiamo in campo e in Europa in campo bastano poche azioni per far gol, non devi produrre centinaia di azioni, altrimenti Allegri con la sua Juventus speculare non avrebbe fatto 2 finali, anche Filippo Inzaghi.
è perché conta la qualità. Quindi, primo punto, noi in Quindi è questi proprio il anni, contrario di quello che si dice che Conte in Europa potrebbe andare avanti se avesse l'anticalcio che altre... quindi noi già storicamente, infatti ti ho mandato uno scheletro perché è meglio rivedersi le cose, c'è le eliminazioni con Vittoria Prince, con l'Ipsia, cose con il Granada, cioè gente se lo dimentica, ma tanto non contava perché noi siamo il Napoli, ci conta solo fare la partita con Real Madrid, pensiamo che noi abbiamo messo paura al Real Madrid, ma ce lo diciamo da noi, no? E poi c'è l'altro discorso, quello più attuale, per questo è un discorso generale, però in Europa l'esperienza conta, vedi Højlund che cade in provocazione, è che comunque il Napoli era una squadra che nel corso di poche stagioni ha perso tantissima qualità e non la sta mettendo in campo. Noi abbiamo una grande stella, ecco adesso mettilo in grande grande, che togli la mia facciona, proprio più grande possibile. Ragà, cioè, andiamo a vedere che noi la percentuale di vittorie, molto bassa, ma sempre, poi eliminati ai playoff, eliminati ai sedicesimi al Villarreal, ai sedicesimi alla Vittoria Please, ai sedicesimi tranne la semifinale, cioè noi in Europa League diciamo ma quella non conta, ma chi lo dice? Esperienza dal Villarreal, non è che siamo stati eliminati, che tiro almeno da un Atletico Madrid, da un Monaco, no, un Borussia Dortmund, no, eliminati da squadre che però dice manco il che. Poi le due grandi performance, la semifinale con Dnipro e i quarti di finale con l'Arsenal, perdemmo tutte e due le partite. Granada, e poi questi ultimi anni Barcellona, Milan, Barcellona. Però ho detto questo percorso in Europa non l'abbiamo percorso, cioè partecipazione, sì, abbiamo fatto tante partecipazioni consecutive. Tornando all'oggi, beh, noi siamo figli di questa narrazione veramente che ce la porteremo per tanti anni, perché le umiliazioni saranno grosse, che il Napoli non ha aggiunto titolari. Non sappiamo se Meret non si fosse fatto male, poi alla fine se era un'alternanza alla pari, perché fino al suo infortunio c'era qualche partita in più Meret rispetto a Vai. È vero, ho rivisto la partita col Sassuolo dell'andata dove dico proprio questo, abbiamo comprato uno, due, ma tanto sempre Meret gioco, l'unico inserito fu De Bruyne. Vabbè, a parametro zero, pagando solo la commissione procuratore. Però ho detto il Napoli, questa famosa campagna che non è di 200 milioni ma 114 più i riscatti eventuali, obbligatori o condizionati, ed è già una cosa che cambia molto, perché se fossero per esempio 200 milioni più riscatti, significa già che erano giocatori che valgono 10 milioni in più all'uno almeno, no? Ma nessuno titolare, quindi nessuno che aumentava quella qualità che a noi serviva e addirittura nessuno che sta garantendo una panchina di qualità, perché tant'è vero che Conte infortuni e poi ci credeva meno e sarà nero, e lo so perché oggi sarà attaccato, non sa fare l'Europa, mi rendo conto, oggi abbiamo giocato con una squadra in 10, ma questo e quando loro hanno pareggiato in quei tratti della partita non si notava che era in 10, questo è un errore. E veniamo all'oggi, poi faccio un'altra domanda, è sempre quello il nostro difetto, quando scendiamo sotto ritmo, non avendo tutta questa qualità, non siamo una squadra pericolosa, addirittura rischiamo quest'anno rispetto all'anno scorso di essere fragili in difesa e non abbiamo tanti giocatori, alla fine uno poi si è fatto anche male alla caviglia e l'altro, che cosa possiamo chiedere di più, McTominay ha segnato e stava sfiorando la doppietta, sono i due giocatori che un po' possono cambiare il ritmo alla partita, ma stanno già sempre gli stessi, però il Napoli nel secondo tempo aveva bisogno di accelerare, perché non devi avere manco l'Avezzi, il Maradona che ti salta l'uomo, quando sei in superiorità, se muovi velocemente la palla, per un fatto banale anche a dirlo, no? Puoi trovare lo spazio, perché nessuno può fare l'uno contro uno, uno sarà libero, se vanno al doppio dell'uno, quindi è fondamentale avere qualità e una velocità leggermente più andante, allegro andante, per citare la musica là. E invece Napoli è stato molto compassato, a un certo punto si era quasi annullato il vantaggio dell'uomo in più, abbiamo rischiato anche su un calcio d'angolo, quindi questi sono i due difetti che ci portiamo, uno storico, che avremmo avuto bisogno negli anni di avere l'umiltà di fare il nostro percorso, che le partite col Villarreal erano importanti e intanto è passato un turno col Villarreal, ma tanto non conta, dobbiamo uscire dalle coppe ogni anno e non è che si viva solo per l'emozione di giocare, perché poi non è in battuta il Real Madrid,
E la seconda che noi in 2 stagioni e nemmeno abbiamo fatto fuori, è inutile che fare l'elenco salviniano, sì, McTominay avrà sostituito pur con caratteristiche diverse, e che giocatore che abbiamo preso, Zelinski, con caratteristiche fisiche, tecniche, tattiche, balistiche diverse, però non abbiamo perso Insigne, Mertens, Osimhen, che è un po' più eccetera, eccetera, eccetera. E quest'anno questa qualità non c'è. Basta vedere, se tu vedi la percentuale dei gol stagionali, il secondo schemetto che ti ho mandato, stagionali, quindi di tutte le competizioni del Napoli, è bassissima. Per Guido, lo dirò nel vocale, una squadra campione del proprio campionato non si può non qualificare tra le prime Dove sta 24, scritto? sarebbe qualcosa di No, fallimentare. no, ma dove sta scritto? Questa è una nuova Champions, che infatti non piace a nessuno, tranne a me, perché non puoi più fare quei gironi dopo la quarta partita sei qualificato, Real, Barcellona e gli ormeggi, vedi squadre qualificate alle settime, te le devi giocare tutte. Sì, questa squadra è una squadra che non lo è, avrebbe avuto bisogno di 6-7 qualificazioni serie alla fine arrivare a vincere un'Europa League per essere irrobustita, avere quell'esperienza di passare i turni eliminatori, eccetera. Questa è una Champions League dove devi giocare alle morte 8 partite, tutte. Oggi il Paris Saint-Germain ha perso, oggi il Manchester City ha perso col Bodo Glimt. Eh. Se fosse capitato a noi ci saremmo dovuti sentire il Vate che dice che Bodo Glimt non equivale Catanzaro. all'Udinese. No? Ed è il Manchester City, quanti milioni in campo? Che mercato ha fatto il Manchester City rispetto al Ha, Bodo de- Glimt? ha detto Conte che non siamo da Champions League. È vero. Quell'umiltà che ti dico, noi addirittura come gol in tutte le competizioni siamo 1,38, però non abbiamo una difesa da 0,68 da poterti permettere, diciamo, vabbè, segniamo talmente poco, ma veramente non ti fanno gol manco con le mani, no? Mm, la qualità alla fine il campo non mente, cioè io posso dire qualunque cretinate, sono borioso per alcuni, è vero, poi comunque Cioè, sì, questa è una media gol fatti inferiore all'anno di Garcia, Mazzarri e Calzone. certo, con tutte le competizioni, quindi Certo. considerando non solo campionato e Champions League, in quest'anno anche la Coppa Italia, ma d'altronde con la Coppa Italia col Cagliari che hai fatto con le riserve del Cagliari? 1-1. Mm, Sì, poi hai vinto mm. la Supercoppa, però capito? Non è la partita col Chelsea, che tutti sempre la partita col Chelsea, cioè, è una stagione fatta di 50 partite, poi dicono 60, e sulle 50 il campo non mente. Puoi avere il torto arbitrale, tutto quello che vuoi, sì, però lo stesso, no, io che non seguo il complottismo, non lo so, e non mi appiglio, mi indigna da sportivo l'errore, il torto arbitrale, lo sapete, però io non mi appiglio a quello perché uno deve essere onesto. E ripeto, guardando la partita di oggi, noi nel secondo tempo non abbiamo cambiato ritmo e siamo stati fragili perché loro su quel calcio d'angolo ce l'hanno regalato. Vainan se l'ha trovato sulle mani la palla, ma lì poteva fare. Come no, mamma mia. Non lo so se era Spinazzola che non è riuscito a saltare Sì, ma non è in tanto marcatura. l'errore nell'area piccola, che tu comunque hai permesso quelle azioni a quella squadra, con l'uomo in più. E tu hai visto che non c'era una squadra Tra l'altro, arrendevole, scoraggiata. fammi essere preciso, quel calcio d'angolo non c'era, però potevano chiamare il fallo di Buongiorno perché là gli fa lo Sì, sgambetto, non tocca il pallone. esatto. Potevano chiamare il fallo che sarebbe stato come un calcio d'angolo perché era nella zona della bandierina, Sì, proprio per eh, l'estrema precisione. hai Il che ragione. ci riporta al discorso di Buongiorno, Guido, perché Buongiorno si vede che non può deambulare, cioè È è sempre lentato. equiparabile. Eh? È sempre quello che io ti dissi in queste live che abbiamo fatto, è che è specifico perché poi ci sono tante persone che ci ascoltano, non sai che se hanno sentito prima, gli stai simpatico, antipatico, non è quello il mio problema di stare simpatico o antipatico, non è bocciamolo, critichiamo, no, noi dobbiamo analizzare con serietà la partita. E io dissi, mi sembra un ragazzo che è costantemente in ritardo, anche di quella mezza frazione di secondo, però nel calcio professionistico di alto livello cambia dal giorno al Infatti. domani. Infatti l'ennesimo rigorino che c'è, perché lui l'ancata gliela dà,
perché è in ritardo e prova di recuperare col fisico, ma recupera col fisico male, perché sempre in ritardo era. E anche Sì. sull'azione, sì, e dici bene, però è in ritardo rispetto a Rachmani che casomai ci sta che può capitare anche a Rachmani di fare il fallo, però quando tu giochi costantemente in pressione sull'anticipo, 9 volte su 10 hai ragione tu, raga, non è che C'è. come dicevo, anche Maradona ha sbagliato il rigore, che ogni giocata è gol. Ascoltiamo pure qualche vocale. Ciao Valerio, ciao a Fran. tutti gli amici bellini, è stata una delusione enorme, e veramente io non riesco a capire come si possa buttare via una partita che era in ghiaccio. Eravamo in vantaggio, un uomo in più, loro buttavano via la palla, la via il parroco, non avevano alcun tipo di idea di attacco. Appena hanno innalzato un minimo la pressione noi siamo andati in difficoltà e poi Buongiorno è un caso studio da psicanalisi per qualche tesista di psicologia, perché veramente non c'è una spiegazione a quello che sta succedendo a sto ragazzo. Poi, ripeto, abbiamo fatto un secondo tempo dove potevamo gestirla e cercare il secondo gol, cosa che avrebbe dovuto fare, invece ha iniziato a fare i soliti passaggini e loro ci hanno pressati e siamo andati in difficoltà. Poi alla fine è stata una caciara, anche le scelte, ok, che sono quelli che avevamo in panchina, ma buttare dentro Lucca, Ambrosino, ha creato solo tantissima confusione, non abbiamo avuto più alcun tipo di idea su come cercare di ritornare in vantaggio. Molto molto male, così non va bene andare in Champions e fare queste figuracce. Guido, Schifo. integro questo vocale con una domanda, perché io la sensazione che ho avuto è che stessimo in gestione senza riuscire ad alzare il ritmo per dare la stoccata finale. E non lo so se è una cosa consapevole, perché io poi Conte l'ho sentito a martello, la famosa telecronaca, no? Vai là, pressa, alza, allarga. Cioè, tutti i tocchi di palla li ha sottolineati, quindi non è che era lui moscio. Secondo te è una cosa che ti è venuto un attimo quella cosa, ok, l'abbiamo sbloccata, siamo uno in più, possiamo anche gestire senza ucciderci fisicamente perché poi sta pure la Juventus. Può essere passato nella loro testa questo? Però è successo troppe volte quest'anno. Eh, Cioè, siamo alla 31esima partita, quindi non è... Noi siamo con una media gol al passivo in Champions League, no? non la ammazziamo praticamente mai la partita. Cioè, ci sono delle partite che abbiamo portato a casa soffrendo e non ha il DNA del Milan, sì, la C'è 31esima. stato quel periodo dei 2-0 che era bellissimo, era quasi noioso. Sì, sì, E infatti, poi... noi abbiamo avuto sprazzi di questo campionato perché, per esempio, io non sono d'accordo su è umiliante, un figuraccia, eccetera. Diceva come hai detto quella cosa, sì, siamo figli di un percorso, è un percorso mediocre in questi lunghi anni, con un paio di spunti che è stato la semifinale di Benitez e anche la Champions di Ancelotti, perché poi uscimmo per un gol e uscimmo ai quarti con l'Arsenal più di quella di Spallettone, secondo me. Vabbè, diciamo, mettiamoci pure quella di Spallettone, cioè, però molto poco in 15 anni di partecipazione europea. Prima cosa. Quindi le umiliazioni sono altre. No? Ah, boh, col PSV... Quella sì, perché decisamente... quella questa qua non è che rimane alle cronache un 1-1, cioè rimane nel senso negli almanacchi, eccetera, però il 7-1 della Roma, no, il 5-6, quelli rimangono, il 6-2 rimane di più, perché ovviamente fa più notizia. L'altra cosa è quello che noi abbiamo avuto delle partite di sprazzi di bel gioco, a qualche partita veramente... Io non amo quella cosa dominante, asfaltata, dove il Napoli è stato più che convincente, lo sappiamo con la Lazio, però la Lazio sta in disarmo, e qua dovremmo aprire una parentesi che chiudo subito. Le squadre che non hanno potuto fare mercato o hanno fatto un mercato come il Napoli sono tutte in crisi. Vedi anche gennaio, qua chiudiamola subito, perché sennò la gente si arrabbia e ci prendiamo delle lacune incredibili.
che se era ai tempi di Gattuso l'avremmo crocifisso, no? Quando Gattuso dice, te lo ricordi, no? Questa squadra non annusa il veleno, non sente il veleno, tanto qualunque cosa dicesse Gattuso era sbagliata. Siamo tornati a quel DNA. L'anno scorso, pur con una squadra che lo stesso non era qualitativamente eccelsa, però si è curata con le vittorie, si è curata con la compattezza, con la consapevolezza anche dei propri mezzi, ed era più abbottonata. Quest'anno ha provato a fare questo percorso di migliorare il gioco, la qualità, la quantità unita alla qualità, nel senso più azioni qualitative, ma è in mezzo al guado. E non sapremo mai, perché poi io non potrò mai, a parte anche volendo, dare un giudizio non definitivo certo, perché essendo una stagione tutta in risalita, con totali infortuni, cioè oggi comunque sì, abbiamo messo una squadra più che dignitosa. A me questo discorso giornalistico non piace, perché lo trovo veramente, tu ti accorgi che poi sono faziosi una dalla parte e dall'altra, o che devi difendere per forza i conti o difendere per forza la società. Sì, oggi il problema è che sono 3 mesi, che, cioè, no, se fosse giocato solo questa partita, tu non è mai certo nel calcio, tu puoi dire la rosa del Napoli comunque è superiore per qualità, quantità, transfer market, eccetera, ma il problema è che ieri È come ci arrivi, è chiaro. e tu stai dalla settima, ottava giornata, dove alla decima hai perso 3 centrocampisti su 3, più altre, come si chiama, subito, e hai fatto fuori tutto il reparto, tutto, alla decima, no? Più altri, perché per quanto discontinuo Neres è sempre meglio averlo nell'allenamento, in partita, come rotazioni, come possibile cambio, che non averlo proprio. È così, inutile fare l'elenco. Quindi anche questo discorso, ognuno è libero di fare quello che vuole, però lo trovo molto parziale, perché è ovvio che se guardi oggi come se non ci fosse stato un passato, tu dici è gravissimo, ma il passato c'è, e domani a Torino andremo senza quelli, senza quelli, senza quelli. Cioè, quindi è una stagione, Lasciate il like. no, sì, dura, con tutte le deficienze. Poi Conte non è figlio di un percorso in Europa. Io penso però che lui, che quest'anno avesse la qualità, la volontà, la rabbia agonistica di farlo migliore, quindi sarà anche molto, per tante ragioni. Io non credo al fatto vuole uscire dall'Europa come quando lo No, fece. non ci crederò mai, ma pure per crescere lui, per il futuro. Conte in conferenza, l'abbiamo buttata via, le attenuanti non reggono perché dominavamo. Non parlerà alla squadra? Non ho capito che significa. Non parlerà alla squadra. Sul mercato non so se il club avrà voglia di intervenire. Molto bene. Ma E è dura, perché a questo punto è una cosa che, visto che non accadrà mai, questa famosa riserva che il Napoli ha, che quanto siamo bravi, quanto sono bravi per i tempi cupi, no? Io non dico di utilizzarla tutta, ma un 15 milioni si potevano, no? Se non ora, no, quando? No? Ci stiamo facendo tutto gennaio, dove tu esci dal campionato, esci dalla Champions, va bene. Non è che dovevi investire 150 milioni della riserva indivisibile, cioè Ma 15. Lukaku non aveva neanche 10 milioni. 10 milioni. 10 minuti, visto che non si doveva muovere dall'avversaria. Cioè, la gente rischia con -1 la prima partita. Lui mi sembra che si è fatto male a Ferragosto, cioè ragazzi. Lo capi, cioè io poi questo significa quando poi chi vorrà fare le analisi superficiali di proposito o giusto superficiali. Ma avevano Lukaku in panchina, ma c'era Beukema che l'hai pagato 30 milioni. Se Beukema queste partite non gioca e Conte mette dentro Vergara, vuol dire che non gli ha dato una risposta tale da dire ok, va bene lui, eccetera, eccetera. Lo stesso dicasi, perché mi fanno la domanda perché entra Oliveira e non spostano Gutierrez dall'altra parte. È perché evidentemente non lo convince. Non c'è... Sì, però c'è una cosa che una volta, credo disse il maestro Carratelli, sì, anche perché è troppo intelligente per forza lui, potrei ricordare male, però insomma, che disse, quando ci sono i maestri veramente di giornalismo, che ha detto lui non ha mai apprezzato l'idea di giudicare queste cose, no? Poteva entrare quello, perché tra l'altro nessuno di noi, ma nessuno al mondo,
perché tanto a volte becca, a volte no, a volte certo. potrà mai dire una cosa sensata e intelligente, perché la domenica dopo potremmo contraddirci, cioè nessuno ha la certezza che poi se entrava o non entrava, cioè, perché se vinci sì, ma tu hai la certezza che se non entrava poi può darsi comunque la sbloccare, no. Potevi Quello che vincere pure lui, meglio, quello che certo. lui non so, mi sono spiegato male, ha detto più che lanciarsi in queste previsioni o critiche, era meglio fare entrare quello, doveva entrare quello, vedi ha sbagliato a non fare entrare il terzino, perché ho sbagliato a non togliere un terzino, così passavamo a 4, queste cose qua. Lui insegnava che bisogna valutare la partita, la prestazione della partita, no? Lì senza di stiamo bocciando, tu qui questa partita Valerio ha giocato bene, qui ha giocato malissimo perché è stato lento, ha fatto molti falli, non ha beccato uno stop. Ho detto quello è più giusto, che noi non ci dobbiamo sottrarre dall'analisi della partita, però ovviamente è un altro giochino che fanno tutti, veramente dal primo spettatore all'ultimo, a qualunque collega, quello dice doveva entrare quello, là. Però c'è anche un allenatore che è pagato e decide lui le scelte in base a tutta una serie di parametri che noi non conosciamo. Quello Secondo che me, possiamo dire, che dice è entrato Olivera e non ha spinto, cioè poi alla fine non è arrivato al cross, e quello uno lo può dire, per fare esempio, no? Dice non doveva entrare, oppure doveva però, entrare. visto che Olivero non ha mai spinto, e so 4 anni che tenim Olivero, e giustamente uno se lo chiede, dice magari Gutierrez c'ha più spinte di Olivero, con 3 partite che abbiamo visto, è una domanda legittima. Comunque quello che avevo preso prima, secondo me è Vai, vero, vai, vai. a furia di ripetersi delle cose, anche la squadra entra in modalità gestione degli infortuni in maniera Sì, sì, inconscia. come no. Il fatto che a noi ci è piaciuto, no? McTominay che elencava le cose, ci è piaciuto, ci ha gasato perché ha detto le cose come stanno, però vuol dire che c'è questa consapevolezza all'interno del gruppo che stiamo ai piedi di Pilato. Ascoltiamo un altro vocale. Vabbè, vale, sinceramente stasera pochi cazzi, non c'è molto da discutere, nel senso che per me non avevamo fatto nemmeno un brutto primo tempo, però una volta che sei rimasto in superiorità numerica la partita te la devi chiudere. È vero che stavi gestendo abbastanza bene il secondo tempo e onestamente non voglio prendermela per forza con i singoli, perché è una situazione particolare, sappiamo che ci sono degli infortuni più gravi del previsto, non è una situazione felice, per carità di Dio. Però c'è anche un po' di testa, perché in quella situazione, se Buongiorno accompagna, probabilmente quell'azione finisce in maniera diversa. Mo, lasciando stare gli episodi, lasciando stare il gioco spezzettato, tutto quello che vuoi tu, però tu, una volta che stai in superiorità numerica, devi tirare in porta devi fare il secondo, fine, cioè non ci sono altre vie di mezzo. E diciamo, questa, tra l'altro, era stata paradossalmente anche una di quelle giocate meglio di quelle che abbiamo fatto in Champions, magari tolto forse lo Sporting, però cioè, non puoi tirare così poco in porta. E poi, soprattutto, scegli di mettere tutti e 4 gli attaccanti in campo. Uè, fosse arrivato un cross, uno, perché cioè, li hai messi tutti, almeno buttate la palla in mezzo. E che tu continui a fraseggiare e cambiare lato, ma che cioè, non serve a niente, cioè non concludi niente. Quindi, boh, non lo so, veramente stasera si fa un po' fatica. Senza Ciao dubbio. ragazzi, buonasera. Max, sì, se ti metto a per 2 ho paura che, perché 2 minuti sono troppi, se ti metto a doppia velocità ho paura che non si capisce niente. Posso provare se ha un senso. Appena finita, ci tengo a non partecipare alla macchina del fango, che inevitabilmente partita su Buongiorno, perché Buongiorno è lo specchio di questa gestione, secondo me. Buongiorno è lo specchio di un giocatore che ha subito tanti infortuni e che in una partita sbagliata rischia poi di perdere il posto per Juan Jesus. Anche Rachmania ha procurato un rigore con l'Inter, non ci siamo andati così pesanti. Ma per me si deve parlare di gestione di questi plateali divorzi che abbiamo in casa praticamente dall'inizio stagione, del fatto che tu in questa partita qua, di certo non è colpa di Buongiorno se non riesci a fare un altro gol al Copenaghen in 10, perché pur vincendo 1-0 avremmo avuto una differenza di imbarazzante, meno 4, meno 5, non ricordo. Questo sì. Per me è una gestione folle, va bene gli infortuni, va bene tutto. Guarda, questo è un grande spunto, cioè tu potevi anche sfruttare il fatto di stare, se avessi avuto le energie e la forza di farlo, il fatto che stai uno in più, aggiustare la differenza reti che è fondamentale proprio per la Non classifica. solo l'hai aggiustata, hai preso un altro gol. Era proprio questa la partita, l'occasione incredibile, pazzesco. Si deve affidare a 3 giocatori che hanno le valigie pronte, che stanno aspettando che vadano via, e onestamente non me la prendo con Lang, non me la prendo con Luca, non me la prendo neanche con Ambrosino che è giovane. Mi prendo ciò che c'è di buono, ovvero McTominay che è sempre mentalizzato, Vergara che secondo me ha dimostrato di poter essere parte integrante di questa squadra, Di Lorenzo oggi molto politanoso, non ha fatto veramente, io vorrei rivedere la partita solo per vedere se c'è mai stato un passaggio in avanti di Lorenzo oggi. Poi c'è stata la partita dove muore in aria senza motivo, per me è brutta la gestione, io spero che Conte cambia da questo punto di vista, perché è palese che i tifosi capiscono quando un giocatore non gli aggrada, capiscono quando non sta dalla parte di Conte e gli vanno contro anche i giocatori. Cioè, ora Luca tutto quello che volete, ma non ha mai avuto la tifosia dalla sua parte, stessa cosa Lang, che veniva per scontato fosse una pippa perché non giocava. Io spero che da questo punto di vista Conte cresca e inizi un pochino a far trasparire meno certe cose, perché
perché non se ne può più. Luca Lang, Guido, cioè, che ti sembra? Cioè, il mettere... Lang è stato messo a 62esimo. Sappiamo che è praticamente in uscita. Credi che ci possa essere un passo indietro, cioè che Conte ci punta, se lo tiene, Solo se oppure... pare che sia fatta l'accordo, che sia fatto. Poi noi qua, io non mi occupo di mercato, faccio solo dei ragionamenti logici. Poi No, possiamo... è bravo, proprio il ragionamento, nel senso, Luca lo metti all'80esimo, mi sembra tanto per No, fare, tanto ma lui comunque la non... voleva vincere la partita. Tra l'altro, sai, con l'uomo in più non ha senso avere tanti difensori, cioè, era anche giusto. Però, ripeto, oltre che la gravità, vediamo che questa squadra a volte ha difficoltà a cambiare ritmo, a volte c'è riuscito, no? Il famoso bel tempo con l'Atalanta, è inutile citarli, però noi siamo stati in superiorità non così tanti minuti, tra l'altro, col Milan e non siamo riusciti a pareggiarla. E Beh. quella è una partita che non dovevi perdere, perché poi alla fine siamo noi quelli che abbiamo dato il là al campionato del Milan, che avrebbe fatto comunque un buon campionato, ma allora hanno battuto i campioni d'Italia subito, la prima sconfitta ce l'hanno regalata loro in 11 contro 10. Ciao ragazzi, buonasera. Io non sono uno solitamente che si mette a criticare o a parlare male della squadra, anzi sono sempre uno di quelli che incita a tenersi tutti uniti e andare avanti, ma no, io veramente, Valerio perdonami, ma io veramente non voglio più vedere almeno per un paio di mesi Buongiorno in campo, cioè Buongiorno ha paura del pallone, non puoi giocare così, fa un fallo da rigore stupido che non ha senso di esistere, fai perdere alla tua squadra 2 punti che volevano dire praticamente passare il turno. Luca, peccato che butta via, schiaccia il pallone, si alza troppo poi sul rimbalzo, però comunque ho visto l'impegno, cosa che nelle altre partite non ho visto proprio la voglia di avere la palla, come diceva in un film Le riserve, non so se l'avete mai visto, c'è Burt Reynolds, dice i campioni vogliono la palla sempre, quindi c'ho anche un po' la raucedine alla Conte, perché ho urlato dietro a sti disgraziati. Niente, facciamo conto che siamo già fuori, perché tanto il Chelsea ci fa un mazzo tanto, scusa se mi sono dilungato, forza Napoli, vediamo con la Juve con chi andiamo a giocare, va? È bello perché mi viene da dire, chiedete scusa a Pino, perché Pino è sempre quello che ha difeso tutti a uno per uno, tutta la squadra, e oggi dovevano chiedere scusa loro a te. Botto, perché non è un dribbling che stai solo davanti al portiere, un'azione disperata che tu dici... Sta tutto spostato di spalla, No, quasi perché lui è in ritardo in chiusura, prova di recuperare quella chiusura andando laterale, fa un fallettino, poi non è un fallo clamoroso, che è ancora più grave, perché se uno dice guarda ha fatto... Aspetta, il Napoli ha ottenuto in Lega la ridiscussione della norma. Domani il caso verrà portato alla UEFA e se vince... Senti, Nello, da dove viene questa notizia? Se questa cosa si poteva fare, non si può fare il 20 gennaio, si deve fare il 20 dicembre. Ormai sono quei giornali, il Corriere della Sera.it. No, è perché è ancora più grave. E come vi ho detto, cioè, se poi De Laurentiis decide di spendere o di mettere soldi suoi, la famosa storia dei soldi suoi, che poi sono i soldi che sposti dalle casse della società e poi li rimetti, lo fai che ci hai fatto perdere partite in mezzo e non lo potevi fare prima, vado in freva ancora di più, quindi non me lo spiegherei. Vabbè, comunque Valerio, chiudo, penso che Copenaghen fosse... Scusa, no, ho interrotto, non avevo sentito che era partita bloccata. Dico, finché lo dicono i tifosi, alcune cose non li dobbiamo criminalizzare. La cosa grave è quando per mesi tu hai sentito un racconto che non corrispondeva al bilancio, quella è la cosa grave. Poi tu fai giusto... No, ma io non lo dico a Nello, io chiedo a Nello da dove è arrivato, perché mi immagino che non se l'ha inventato lui sicuramente, qualcuno l'avrà detto e mi dovete spiegare il perché. Io sempre perché poi alla fine non è detto che quando uniamo i puntini poi le cose succedono, è una cosa plausibile il quadro che esce dall'unione dei puntini. Ma molto spesso avvengono cose che non... È proprio fazioso, perché così sembrerebbe che dice che uno l'ha fatta apposta. Adesso stai bloccato e mo ci ha pigliato caforro nata volta. Che quello ci sarà. In missione per romperci più giocatori possibili, perché il fallo sullo Botka è tremendo. L'ultimo fallo sull'Ang io credo che si sia fatto molto male, quindi attenzione pure a come va a finire la situazione di Lang, se riusciamo a vendere, se non si è rotto. E niente, vabbè, facciamo veramente proprio gli scongiuri per il resto della stagione, perché onestamente la vedo Neres. La vedo Neres. Questa anche quello su Elmas è un brutto fallo,
Sì, allora forse quello fortuito può essere quello là su Spinazzola, che comunque fa molto male perché ginocchio, proprio sul ginocchio è alla peggio. Quello su Elmas è bruttissimo, quello su Lang pure alla fine, perché da dietro proprio sai che non puoi prendere il pallone. Infatti aveva molto dolore, proprio non riusciva a mettere a terra la gamba. E che significa che stava lì, ma Lobotka non poteva allargare, poi Non poteva non partecipare. segnato, però i 4 falli che abbiamo subito, vabbè, quello su Lobotka ci è andato bene perché gli può rompere proprio il ginocchio. Mamma mia. Ciao Vale, niente, dovremmo vincere contro il Chelsea per qualificarci per i 16 semifinali di Champions League. Se non ci dovessimo qualificare nelle prime 24 ore sarebbe il primo tassello verso una stagione fallimentare, che magari potrebbe essere scandita una sola nota positiva del Supercoppa Italia. Spero proprio di no, spero che magari potremo andare avanti anche in Coppa Italia. Però lo scudetto non lo vincerai, speriamo di qualificarci fra le prime 4 a questo punto, perché se non faremo mercato io la vedo davvero brutta, e specialmente, anzi non se non faremo mercato, specialmente se faremo mercato mai in uscita, perché... Cioè... Ti devo bloccare perché poi c'è una cosa che non voglio che sia ancora pubblica e quindi andiamo avanti. Buonasera Valerio, buonasera amici bellini, un'ottima Champions, devo dire la verità. Non avrei saputo far meglio, devo essere sincero. Benissimo soprattutto Milinkovic che riesce a parare il rigore e neanche a bloccarlo, un rigore indecente, gli ha tirato proprio in bocca, io non riesco a capire. Allora, qua te lo spiego io, però Guido mi dici tu la tua. È la solita, è la seconda, terza, quarta volta che fa così. Il fatto che lui si butti molto, e lo dissi anche per Meret, quindi non è perché Meret e Milinkovic. Lui si butta molto, quindi se la trova addosso, non la può allungare verso l'esterno. La fortuna per loro, fortuna nel senso cioè, che il rigore è battuto l'hai malissimo. tirato così male, se l'avesse allargata un pochino, lui l'avrebbe buttata o l'avrebbe addirittura potuta bloccare. Esattamente esattamente così, proprio un fatto tecnico è spiegato agli amici bellini. Cioè uno va, io accetto benissimo, perché appena sentito un'intervista mi sono pisciato sotto le risate di Sorrentino che era preoccupato che durasse troppo, ma non era di oggi. Ho detto perché fra poco gioco in Napoli, quindi le emozioni, l'emotività della partita è sacra per me e ve la lascerò sempre sacra. Ci mancherebbe, io lo dico sempre questa cosa, non è che dei numeri, però dopo finita la partita, se uno riguarda con attenzione si accorge che l'emotività ti porta a essere precipitoso in alcune valutazioni. Sul rigore è battuto talmente male, ma talmente male che per loro è stata una fortuna, perché lui si è trovato troppo addosso. Se avesse battuto leggermente più angolato, lo stesso lo prendeva perché c'era arrivato, era al lato giusto, si è buttato in anticipo e quindi lo poteva allargare, che era praticamente in pancia. Non era troppo debole, quindi la ribattuta lui poteva fare il balzo e riprendere, perché comunque il tiro non era fortissimo, però quindi nella schifezza di rigore tirato si è trovata una situazione fortunata. C'è capitato anche a noi, cioè, ricordo un tiro brutto di Politano che finisce in porta proprio forse con Magnan, proprio esatto, perché fu tirato male. Fu tirato male. Quindi non è proprio un errore tecnico, perché poi lo immagina il Vate, è stato tirato proprio male perché è a mezza altezza, però non alto a mezza altezza, quindi è quella, perché lì è proprio quello sbagliato, quando tu lo tiri a mezza altezza della porta, a mezza altezza è quello proprio che non devi fare. Quello che ti può andare bene, bravo Politano, è se si mantiene basso, che a volte proprio per una questione di non di riflessi, di tempistica, che comunque il portiere non sarà mai avvantaggiato perché a quel centesimo di secondo in meno ti può finire sotto la pancia. Non gli è finito sotto la pancia, è riuscito a ribatterlo, ma più col corpo che con le mani. Chiaro. Mo ci vuole, parlavamo delle respinte centrali, siamo stati puniti subito, il dio del calcio è davvero crudele alle volte, e niente, io l'involuzione di Buongiorno non la comprendo, cioè onestamente, veramente sembra che ha dimenticato come si gioca a calcio, ma al di là dell'errore di Buongiorno, cioè abbiamo fatto fare a Copenaghen durante quell'azione tutto quello che volevano, cioè io veramente capisco le defezioni, capisco le momenti di difficoltà, la stanchezza, però cioè, potevi girare la palla per 70 minuti e la portavi a casa, è imbarazzante, soprattutto non capirò mai Gutierrez a destra. Perfetto. Esatto, vabbè, questi ritornano discorsi più o meno che abbiamo toccato. 2 minuti e mezzo, no, è troppo. State esagerando. Fabio Versati. Ciao Vale, buonasera a tutti. Svuotato, deluso, tutta la chiamata di questo mondo, si poteva parlarla qua a 15 anni del rigore, sinceramente. Di solito si dice che non c'è mai fine a peggio. Io credo che siamo arrivati a peggio.
peggio di questo proprio non si può, senza energia, anima, gente, perché non rimani più. È brutto davvero, perché ora abbiamo 2 partite proibitive per come sta il Napoli, sia in campionato, quindi per tenere la scia, e sta a sperare in Champions un passaggio del turno che adesso al 90% siamo fuori, Conti il rosso, mercato bloccato. Questo scudetto per quanti anni lo pagheremo? Allora, cioè, lo scudetto dell'anno scorso, per quanti anni ancora lo andremo a pagare? Sono sempre stato positivo, ma mi sento svuotato, peggio dei calciatori, questi reduci che ci sono rimasti. Mamma mia, sentire Fabio in questo modo mi fa dolore fisico. Notizia fresca che ci dà sempre Fabio: Stones in scadenza col Posso City. dirti una cosa? Guido non attacca il calciomercato con Guido, perché sa che non è Secondo me, diciamo che c'era troppa, non solo aspettativa, troppo pompata, addirittura io sentivo a inizio stagione, ma questo Napoli può arrivare nelle prime 8, ho detto, ma quelli non sono sicuri il City, cose, eccetera. Perché se uno le conta, è Bayern ci deve arrivare, la Real Madrid, Barcellona non sono 8, sono un po' di più, no? Quindi già una nobile scusa ci deve stare, no? No? Ho detto, ma e ti fa capire la percezione di come il vomero abbia contaminato il mondo poi alla fine, no? Quindi secondo me è tanto caricata di troppe aspettative, ovviamente più è alta l'aspettativa, la pretesa e la presunzione, e più forte, mi rendo conto, la delusione. Io sono dispiaciuto perché sai che io ci tengo di più al percorso in Europa e tutto quello che dico sempre, però in realtà la mia aspettativa era più umile, era questa, no? Cercare di arrivare ai 10 punti, certo di più era meglio, quindi io sono in linea con quello che sono le qualità di questa squadra. Ok, Cioè, quindi sono dispiaciuto da tifoso, così lo faccio capire, è chiaro, perché da tifoso io volevo vincere anche questo campionato, anche se vi ho detto che è quasi impossibile. Quindi non è, però da persona seria, da analista, ho detto no, siamo in linea con quelle che sono le nostre possibilità, unite a una stagione strana, indecifrabile, no? Perché di che è colpa dell'infortunio? Vabbè, quello è un altro discorso, vogliamo dare la colpa a qualcuno. Lasciamo da parte il fatto che chi diamo la colpa, ok, così siamo contenti che diamo le colpe a qualcuno, però detto, tu per tante partite sei in emergenza, quanto puoi reggere? 1, 2, 3, 4, poi alla quinta vai giù, 4, 5, 6, e alla sesta vai giù. Ho detto, quindi secondo me stiamo in linea con quella che per la qualità della rosa, per l'esperienza, per la stagione, per le rotazioni, perché comunque costantemente il livello si è alzato e perché questa nuova formula non sarà perfetta ma meno ingiusta di quella precedente. Per tutte queste ragioni, a mio parere, può essere qualunque cosa che dico sbagliata, ok? Però siamo in linea, quindi non c'è questa delusione sportiva che sto sentendo nel canale, più umana, ma è figlia di un'aspettativa enorme della stagione. certo. Se la notizia era su tutto il mercato web, andate lisci. Skippate perché veramente neanche una. Veramente, cioè, ci sono gli altri esperti che ogni tanto seguiamo così perché Noi qualche abbiamo cosa. avuto un Così qua, neanche una. allenatore che qualcosina negli almanacchi e nella storia del calcio avrà, cioè, come nei manuali diceva, colonne, 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 che è Carlo Ancelotti. Trattato come altro che Gattuso, l'ultimo dei imbecilli, non riportiamo quello che è stato detto al figlio di Ancelotti, eccetera. Ma la gente se l'è dimenticati l'anno e mezzo di Ancelotti. Io mi ricordo una partita dove Koulibaly sta abbandonando il campo, Ancelotti gli chiede di rimanere, che è quella dove lui poi chiese di comparire all'assemblea degli arbitri e fece la famosa domanda. Cioè noi abbiamo avuto uno dei più grandi, comunque più vincenti, poi alcuni dicono che non è bravo, eccetera, però insomma, non so quanti Champions League, allenatori della storia del calcio, notoriamente gentiluomo, che massimo il sopracciglio, eccetera, e subimmo la stagione che lui è stato esonerato delle porcate, non mi sentite mai dire, clamorose. Questo a testimoniare che bisogna anche un po' contestualizzare che il Vomero non è il centro dell'universo, cioè il Napoli, quando Conte ha detto quella cosa, i colleghi poi l'hanno attaccato, non è una grande società da nessun punto di vista e non ha il peso di una grande società, e anche avendo avuto Ancelotti, non dico Conte, perché Ancelotti quante Champions ha vinto tra giocatori e allenatori, campionati del mondo, come si chiama?
manco lui era garanzia, anzi quell'anno di tutto e di più. Ma ve la ricordate Napoli-Atalanta? Come O non ve no? la- no, che non fu- allora serve umiltà e un percorso. Allora qui sembra tu hai Conte, prima il migliore là, e poi un cane là, questo è un migliore là. E noi non abbiamo l'umiltà di aggiungere mattone per mattone per mattone. Passiamo da 1 a 100, vogliamo passare, senza capire l'importanza di quest'anno noi abbiamo messo 10 mattoni, l'anno prossimo mettiamo il 12esimo, fra 2 anni saremo a 20 mattoni e non siamo più da 0 a 20, noi invece siamo sempre a quello, criminalizziamo chi fa domande intelligenti e vuole la qualità della società che cresca, perché la cosa importante è che noi siamo in Napoli. Cioè, in Europa nel frattempo, in questi anni, col Broto te la devi andare a giocare, anche se ti chiami Guardiola, che sarà un momento non facile, però cioè, il City ha un pochino di centro sportivo, loro ce l'hanno, 50.000 campi, investimenti, come si chiama, l'hanno vinta ormai la Champions, perché te la devi andare a giocare, non è più il calcio degli anni '80. Ma Lang ha preso una bruttissima botta. Nick Quello è un ci fallo fa cattivo. sapere contusione alla caviglia per Lang. Ovviamente contusione Wayu significa una botta, Sì, significa una qualsiasi botta, cosa. sì. Non è una No, ma è più distorsione. dolorosa, no, è più Però dolorosa. è dolorosa, sicuramente si può gonfiare, cioè ci devi mettere il ghiaccio, sicuramente non cammina bene, Non è non riposa distorsione. bene. No, quelle sono botte che fanno male, infatti. Però Sì. se in prospettiva di una visita medica che dovevi fare un domani, può creare una problematica sicuramente. Guido, ti dicevano, se giochiamo con Ambrosino e Lucca ti do ragione, ma con la rosa al completo il Napoli poteva lottare per No, rientrare nelle prime 8, così come adesso è l'Atalanta o l'Inter. è un'opinione che io rispetto, per carità, perché non puoi, cioè, tutte le opinioni sono giuste e rispettabili, è bello confrontarsi, però ragazzi, poi vedremo chi sarà, non chi entrerà, quali saranno le nobili escluse delle prime 8. E di quelle nobili escluse quante Champions, quante semifinali, quante finali, perché noi ragioniamo con la rosa che abbiamo, ma la rosa che noi difendiamo sono i nostri colori, i nostri ragazzi, eccetera. Però, raga, prima erano 16 i giocatori delle rose, ma veramente voi pensate che tutti conoscono tutti e 25 giocatori di tutte le nazioni, di tutte le squadre? Assolutamente no. No, non parlo di me perché sarei un cazzaro di una cosa, cioè, ma manco i grandi addetti ai lavori, cioè, immaginate quanti giocatori, poi dei terzini destri di società medio-piccole, vedi qualche highlight, ma dovresti vederti tutte le 38, 36 partite, 34 della stagione, 36 non possono essere. Vabbè, comunque da quelle che sono i nomi, parlando dei nomi delle società, quindi del peso specifico che hanno, in questo momento fuori dalle prime 8, a parte che l'Inter mo è scivolato a 9, però c'è fuori l'Atletico Madrid, il Liverpool, il Dortmund, il Liverpool. Newcastle, il Chelsea, il Barcellona, se ci vogliamo mettere anche la Juventus. Mi rendete conto? Stanno parecchie squadre che devono scivolare per poter poi permettere a una squadra come l'Atalanta, che in questo momento è ancora ottava, Sta facendo un percorso, alla fine poi l'hanno venendo vittoria Europa League non è da sottovalutare, perché fai in un anno quell'esperienza dove alla si fresca. qualificarono per la Champions, non è che lasciarono il campionato o lasciarono la Coppa, fecero un quarto di finale in Champions League, in un anno disgraziato del Covid, cioè non è ormai, e sono meno partecipazioni, no, negli anni, perché loro hanno fatto anche la Serie B da quando il Napoli è tornato in Serie A, no? Wayu, state ripetendo tutta quante questo blocco del mercato possibile svolto. Io mi incazzo 40 volte in più. Tutto Napoli, se stanno ritwittando tutto mercato web, fidatevi poco. Se invece c'è una fonte più autorevole così, io mi incazzo ancora di più, perché vuol dire che avete solo rotto i coglioni volontariamente per 20 giorni e non siete intervenuti prima per farci fare mercato. Anche se fosse vero, siamo arrivati al 21 gennaio, prenderai 2 giocatori che ti giocheranno con la Fiorentina, ragazzi. Perché cioè Malen lo potevi prendere tu, Malen che è andato alla Roma e gli sta svoltando probabilmente la stagione. E punti. Intanto 3 punti li ha portati a casa. Maronna mia, ascoltiamo gli ultimi vocali. Non ha passione, soprattutto poi se non ha fondamento. Appunto. Quest'anno comunque fa molto più male del 23-24, molto più male, perché là comunque avevi pigliato un pagliaccio in panchina e bene o male non ti è saputo gestire nulla, e vabbè, quest'anno c'avevi tutto per ripeterti, grande allenatore, gli hai fatto il mercato che voleva,
De Bruyne, bla bla, non ci sta andando una cosa giusta. Cioè, secondo me qua stiamo pagando il culo di Sule, Orsolini e chi era quell'altro, Pedro, che ci hanno fatto vincere lo scudetto l'anno scorso, perché ricordiamolo, ci hanno fatto vincere Pedro, Orsolini e Sule, perché tu con Monza, perché tu con Genoa, Lecce e Parma non hai meritato di fare nulla praticamente, quindi vabbè, niente, stiamo tutto indossegato. E non scorne, cerco di tenermi sotto il minuto, però mamma mia che rosicamento, quando sto male, da una mamma sto male. Cioè, Valerio, amici. questo è il vocale. Aspetta. Bellini, buonasera. Molto rapido. Questo non È è. il caso di uscire dalla Champions, recuperare energie e cercare di fare il punteggio migliore in campionato. Non ci sono alternative. Buonanotte. E questo, che lui me l'aveva detto. Ha detto, questo è un vocale, ho fatto il vocale pericoloso. Pensavo che erano tutte parolacce, invece è peggio. È uscire dalla Champions per recuperare l'energia, eccetera, eccetera. Ma io Sì, ma siamo usciti. non è che lo stiamo decidendo noi, ce lo sta Siamo decidendo usciti. il campo, Cioè, no? Se no sembra una presunzione, noi decidiamo di uscire perché siamo dei gran signori. è Poi come può darsi l'Inter che che l'ha perso lui lo il scudetto e non Chelsea l'abbiamo si vinto noi. fida da noi, eccetera, però lo stesso non sarà i test di serie playoff, no? Puoi beccare un Liverpool, un Barcellona se non entro nelle prime 8, quindi è sempre, ma mi rendo conto che la delusione è tanta perché l'aspettativa era enorme, secondo me. Cioè, qua c'era gente che aveva l'aspettativa della finale, vale? E una va in finale insieme a un'altra. Drammatica stasera. Capisco che non hai fiducia in Beoche, ma quindi non puoi mettere Di Lorenzo esterno. Però quel Gutierrez a piede invertito no. Molto prevedibile, sempre sul sinistro. Poi sul finale è il capolavoro di Conte. Ambrosino che per stazza potrebbe stare in mezzo, finisce a fare il crosstatore sulla fascia, tutti sbagliati. E in alternativa la davanti fra Lobotka, che non sapeva cosa fare nel pallone. Purtroppo Conte quando va in difficoltà è veramente indecifrabile. Non l'ho capita stasera questa partita. Vabbè, Ambrosino non mi pare che abbia la stazza per stare al centro dell'area. Ce l'ha Lucca, ce l'ha Højlund, ce l'ha McTominay, ma Ambrosino era l'unico che poteva mettere qualche cross, in teoria, essendo col destro sul destro, perché non è la sua specialità neanche quella, ma non ce n'erano altri. Cioè, Ma poi sono ragazzi, cioè, sono c'era solo mosse della Lukaku disperazione. che non solo gli stolti pensavano veramente che avrebbe giocato oggi. Ah, poi ce l'hanno copiato lo specchietto, ci sono arrivati dopo Ho varie visto. settimane. Però hanno perso le puntate precedenti e quindi l'hanno messe tutte le partite. Io ho spiegato, tranne quelle della Supercoppa, proprio con le percentuali, no? 64%. Ha fatto più belline, graficamente più Vabbè, piacevole. io mi metto proprio a farlo graficamente, proprio perché lo almeno sforzato, visto che che cacchio. Perché Fanno lo lo so che in screenshot. Italia, no, sai, vorrei fare una battuta. So che in Italia purtroppo c'è ancora il lavoro in nero, ma nel mio caso non sarebbe lavoro in nero perché non sono pagato da queste emittenti, è proprio in bianco, cioè regalato. Allora, almeno lo sforzo del grafico di fargli 1,87. sì, però Allora, ragazzi, avete visto Vergara è entrato esatto, con bravo, coraggio, il discorso con di qualità, Vergara però lo spostavano sempre. è questione proprio di chili di struttura, non è solo i centimetri in altezza, cioè capiamoci, io Vergara continuo a vederlo piccolino, Sì. anche se mi dite che è 1,84, 83 quanto è, Ambrosino 1,87, a me non sembra, onestamente, però parliamo sempre di strutture, seppure da scheda è 1,87, risulta strano perché McTominay è 1,91, cioè Valerio, non è solo un fatto perché puoi avere anche gli stessi centimetri miei, chili miei, però se io giocassi, sono vecchio ormai, mezza caviglia, però per dirti, io giocassi in Champions League, mi sposterebbero. Valerio, mi sposterebbero perché c'è un'attitudine, c'è un'esperienza, cioè, a parte che bisogna vedere la densità muscolare, perché il peso, sappiamo, è una grandezza molto relativa, devi vedere la massa, ma c'è l'esperienza, vedi Juan Jesus un paio di sportellate, oggi li ha vinti, ha fatto anche quindi calma, cioè non li devi bruciare. Oggi per esempio Vergara è entrato con benvenuto amico mio, non ti perdere. Ti vogliamo bene. Dov'è un TBB? Che? Non lo so, non lo so, questa è solo l'aria, perché questa è aria. Allora, l'aria. Allora, ascoltiamo un altro vocale. Ragazzi, amici bellini, ciao a tutti, io non lo so, qualcuno però dovrà rendere conto, cioè io capisco tutto, la partita è stata quello che è stata, alla fine se vincevamo non avevamo rubato niente, quindi un po' la sfortuna, un po' buongiorno che non sta buono, però raga, qualcuno deve rendere conto del fatto che neanche gli infortuni, ma i giocatori comprati, chi li ha avallati? Cioè Beoche, Noaland, Lucca, tu aiuta a conto a dire non mi piacciono? Perché il problema è questo, cioè questi qua non
non stanno proprio nella mente dell'allenatore, e questo fa sì che poi ci troviamo nella situazione nella quale ci troviamo, che non è un problema che è nato col pareggio di Stadina a Copenaghen, ce lo stiamo tirando dietro da un po'. Ragazzi, Guido, è corretto pensare che tu puoi anche vedere un giocatore, magari lo vedi giocare contro di te oppure lo analizzi, però poi lo vedi in allenamento, lo vedi lavorare con le tue cose e ti rendi conto che non fa per te? Sì. Cioè, li ha scelti Conte questi qua, li ha falliti Conte questi acquisti? Io non sono nessuno ed ero molto giovane, ovviamente. Venne un giocatore, insomma, un giocatore mi faceva impazzire, ha fatto una carriera fantastica e come commentatore, forse anche più bravo come giocatore. Ed è Henry, che ha fatto una carriera fantastica nell'Arsenal. Basta andare a vedere di tutto, non so. Ma io mi ricordo quell'anno alla Juventus, che non era il Napoli, cioè la Juventus. Perché io poi me le ricordo, come mi ricordo i fischi al Maradona, i canali ridicolo, ma sembrava che avessero preso il più brocco della storia dei brocchi, non del calcio, di qualunque sport. Perché per me quello rimane peggio di Roberto Carlos. Perché Roberto Carlos puoi dire, però attaccava troppo, non si adatta al calcio italiano, che è più tattico, cioè perché Roberto Carlos è stato mandato dall'Inter Reale, ancora ringraziano, per dire. Ma io Henry ancora non me lo capacito di come è stato possibile, ma se lo tolsero che sembrò una liberazione, no? Quindi, cioè, non è una scienza esatta, diciamo, come lo dici tu che ti vai a vedere tutti i numeri, sì, calmi ragazzi, ma sono sempre propedeutici alla partita, dopo l'analisi per capire delle cose in più, per non farti condizionare dalle suggestioni, eccetera. Però sono tanti i parametri. Intanto quando un giocatore è forte, e solitamente un giocatore forte esce nella sua carriera. Ci sono anche dei casi, Churchill, no? Quando poi passò al Milan, i giocatori che fanno una stagione buona nel Torino, però poi sulle 20 stagioni della loro carriera, se sono bravi a arrivare a 20 stagioni e avere una disciplina tale, psicofisica, da fargli fare una carriera lunga. Dice, vabbè, è stata una meteora, no? Quando abbiamo preso Verdi sembrava che era il nuovo Maradona, me lo ricordo ancora. Quindi sono tanti parametri. Io penso che un giocatore fortissimo, ambidestro, mi piace. poi alla fine quest'anno sembrava, perché poi il canale sarà ridicolo, mi fa ridere, che noi avevamo preso lo lascio per tutta la live. un grosso brocco, cioè, ricordiamoci che McConaughey era diventato un brocco. Quando dicevo, raga, questo è uno che sa giocare a pallone, state tranquilli. Già 9 gol in stagione, con tutto che è una stagione difficile per lui, per la squadra, eccetera. Quindi intanto io ripeto sempre, poi voglio più domande, devo conoscere un allenatore talmente cretino da non mettere i giocatori forti nella sua squadra, che siano forti in forma, eccetera. Poi nel senso non trovarti col calcio di quel momento, certe situazioni, ci possono essere delle situazioni, ed è stato il caso per esempio del Paris Saint-Germain di Fabian Ruiz con Luis Enrique, che se l'è trovato, e Luis Enrique l'aveva fatto fuori per questioni caratteriali dalla nazionale ed è diventato un pilastro. Quindi ci sono tanti parametri, anche a volte umani, no? Che uno può non prendersi con l'allenatore, che poi si sanno anni dopo. Lippi aveva i suoi favoriti, aveva Lippi della Juve, aveva anche quelli che non amava tanto, e ha vinto la Champions con la Juve, il campionato del mondo con la nazionale. Cioè non c'è l'allenatore perfetto, come non c'è il giocatore perfetto, no? Vorrei un po' più di buonsenso. Ci può essere un giocatore che non segue i dettami dell'allenatore, si scontrano, si impegna oppure metti che non si impegna nell'allenamento, poi casomai entra 2 minuti, fa anche 2 gol, oppure fa l'assist e Lang, però tu per tutta la settimana tu non sai come si è allenato, non lo sa nessuno. Noi dobbiamo valutare la partita, però viviamo di suggestioni, di emozioni, Rog, Tussotto, Rock and roll. Rock. Era questo Poi a fine anno mi direte. Ha avuto sfrazzi anche, però non possiamo dire no, poi che ha fatto fino adesso una stagione dove dici no, però lui tutte le volte che è entrato ha giocato benissimo, no? No. Saremmo disonesti a dirlo. Recupero altri messaggi, alcuni più lunghi, altri meno lunghi. Vabbè, salto il fatto di tutto mercato web, perché voglio da dove arriva la cosa, e poi ne parleremo domani sicuramente. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera Valerio, buonasera Guido. Vi provo a fare un vocale perché ne avevo mandato uno precedentemente, ma era caldissimo, ero preso a male per la qualificazione quasi sfumata. Resto dell'idea che non puoi buttare 3 punti in questo modo, 2 punti in questo modo,
per come si era creata, perché ci sta secondo me 11 contro 11, la storia del Napoli poi parla chiaro in campo europeo, pareggiare a Copenaghen in trasferta, comunque il clima così freddo, lì, ci può stare, no? Rimaneggiati. In 11 contro 10, per come si era messa sbloccando anche la gara, non lo accetto. Dovevi chiuderla, non si può nemmeno parlare troppo di stanchezza fisica perché il Copenaghen non è che ci ha dato chissà quanti grattacapi, non ci ha pressati, non dovevamo andare a 10.000 all'ora per scavalcare la difesa. Ed è un peccato gigantesco. La sensazione è che non servisse chissà quanto per chiuderla. Buongiorno, io non mi voglio attaccare troppo alla sua prestazione, però evidentemente già da qualche partita è in difficoltà. Dopo il rigore procurato non ha avuto la forza mentale di dire ho sbagliato, cerchiamo di recuperarla, dando la carica anche ai compagni. Si è affossato ancora di più, alcuni errori un po' imbarazzanti, tipo, passatemi il termine, tipo il pallone che gli rimbalza davanti, è successo almeno 3 volte. Peccato, non so come la vedete voi poi con il Chelsea, ma per me poche chance, anche col pareggio saremmo fuori. Forza Napoli sempre. Sicuramente non possiamo fare calcoli di classifica, devi Comunque è vincere per vero, sperare che... questo vocale è vero, cioè se uno deve, non vediamo, oggi è una sola partita, non c'è la qualificazione, invece c'è, no? Tu sei entrato con personalità, hai totalmente messo sotto, poi non hai creato tutte queste Io azioni. ero soddisfatto nel primo tempo, ma anche nel Molto. secondo, perché alla fine io la vedevo come gestione, ho detto vabbè, questa scorre così Però e ci nel riposiamo. primo tempo abbiamo visto una squadra che è entrata con grande personalità, gli è mancata un po' di qualità come sempre si dice nell'ultimo passaggio, però tu l'hai visto un Napoli che è venuto mentalizzato per vincere la partita, a prescindere dall'espulsione, quella è stata una loro mancanza, un fallaccio, però la squadra era proprio concentrata per la vittoria e non ha concesso veramente nulla, ma proprio nulla, manco di spifferi al Copenaghen. E bisogna interrogarsi e invece questi devono diventare quelle cose. Noi perdavamo col Chievo, con Mazzarri, e non so quante volte abbiamo sentito questa è una sconfitta che ci farà crescere, poi continuavamo a perdere, no? L'esame di maturità. Oggi il Napoli pensava queste partite l'anno scorso le avevamo perse quando le perdiamo, e continuiamo dopo 20 anni, abbiamo vinto 2 scudetti a sentire ancora queste analisi. No, invece dobbiamo analizzare perché una squadra nel secondo tempo cosa è mancato, e questo penso che l'analizzeranno Conte, la qualità, l'intensità, la concentrazione, l'esperienza, perché poi loro hanno fatto gli avversari un'onesta partita, ma non hanno fatto una partita di grande intensità o di qualità, e questo è molto pericoloso perché è bastato molto poco. Se tu avessi subito comunque quelle squadre inglesi, no, che poi a un certo punto ti mettono sotto in casa loro, e tu dici però questi poi veramente erano delle furie rosse, no, questo è più preoccupante, è bastato poco per prendere gol, e questo è un leitmotiv questa stagione, no? Però nel primo tempo non va buttato tutto, si era entrati con una mentalità europea, tu oggi devi vincere, ti devi mettere dal centrocampo in su, pressione, azioni dopo azioni, e loro capitoleranno. Sono capitolati da un calcio d'angolo ben battuto finalmente, perché poi a volte torniamo nella nostra porta quando battiamo calci d'angolo. McTominay fa un movimento eccezionale perché prima va di là, poi si smarca al centro, la mette togliendo il tempo al portiere. E nel secondo tempo la cosa preoccupante non è il pareggio, è la modalità del pareggio, che ho detto è bastato poco. E Fragilità, abbiamo dimostrato una fragilità incredibile. È così. Hai sempre detto, Vale, hai sempre detto di non dare alibi a Conte. Gli infortuni sono l'alibi più grande per un Napoli che ad oggi non ho capito cosa vuole fare. Guido, siamo sempre là. C'è secondo me chi è ritiene... perché tu vuoi quello... fare una stagione, stai a metà, non tanto del percorso, se lui rimane 3 anni, che non sei né carne né pesce, e la gente lo deve accettare questa cosa qui. Però purtroppo è figlia, noi siamo un canale ridicolo, cioè, figurati, è figlia di 1 anno e mezzo di narrazione, che noi siamo ricchi, gli altri stanno con le pezze puntini, siamo lì, avete capito? Poi torni indietro, ma non siamo obbligati, mai nessuno ha vinto 2 scudetti di seguito, però dopo 1 anno e mezzo la gente è convinta che tu eri il più forte, eri favorito, abbiamo preso tutti i giocatori più forti, Conte era più forte, adesso hai speso 200 milioni. In realtà è un percorso, cioè lo scudetto dell'anno scorso va bene perché comunque ti rimane, no? Però è molto anticipato, e io ve lo dissi, la cosa importante è non fare la fine che fece il Milan, che ha vinto uno scudetto che se l'è trovato, quello con Pioli di 86 punti.
Comunque questo è corretto, cioè, perché l'abbiamo visto con lo schemetto di Guido proprio dei gol. Il problema di questa squadra è anche l'anno scorso la fase offensiva. Oltre una certa soglia non si può ridurre ancora di più le occasioni avversarie. Bisogna creare e segnare di più. È corretto come analisi generale, poi sarà la qualità degli interpreti, sarà che Conte non ha sviluppato nuovi modi di segnare o non ha avuto modo di farlo perché gli interpreti nuovi che dovevano comunque darti una mano non li hai potuti avere per un paio di partite consecutive, perché c'è pure questo. Io mi ricordo Guido Sarri diceva: io non faccio molti cambi, perché poi ricordiamoci bene, Sarri aveva i titolarissimi così come Mazzarri, poi Conte la gestione devi cambiare. Sarri lo diceva e dava una spiegazione che a me convinse anche. Io voglio creare l'identità di squadra, quindi non faccio molti cambi almeno all'inizio, di modo che io creo l'identità, tutti sanno come giocare e cosa fare nelle varie situazioni, e poi quando ne devo cambiare qualcuno hanno già imparato la cosa da fare. Se oggi Conte mette Gutierrez a fare il Politano, Gutierrez quella roba là non l'ha mai studiata in vita sua, avrà guardato cosa faceva Spinazzola, avrà guardato cosa faceva Olivera, ma quell'altra storia là dall'altra parte è roba nuova. Quindi avere la possibilità di almeno 4-5 partite con gli stessi interpreti per creare anche gli automatismi, la velocità di esecuzione, per essere più brillanti anche in fase offensiva, e nemmeno quello hai avuto a disposizione. Sì, io oggi non ho aggiornato perché diciamo le statistiche ancora della partita di oggi e me ne duole, però per dirti l'anno scorso, 2 anni prima, il Napoli ha concluso l'esperienza europea con 8 partite, ha fatto 12 gol e ne aveva subiti 13, non c'era. La percentuale di realizzazione in attacco era di 30,84, in difesa del 30. Quest'anno è del 37, non aggiornato oggi, è il 26 in attacco. Ma l'anno precedente era 27 in difesa e 41. E l'anno precedente era 36 in attacco e avevi fatto 18 gol e 50 in difesa. E non vi faccio tutto l'elenco perché un anno prima era 35 in difesa e 23 in attacco e avevi fatto 13 gol. Cioè in Europa cambiano le cose perché la qualità della giocata e dei tiri è diversa, quindi però sempre questo percorso che la gente non vede, no? A parte che non so, il 35 in Europa non è quel quale casomai del 35 il campionato italiano, che sarebbe disastroso se tu avessi una percentuale così bassa di realizzazione al passivo, però noi non consideriamo l'importanza, detto sì, l'emozione che poi tu alla fine quell'azione concessa a Barcellona che avevi messo sotto, abbiamo preso per un palo 1-0 e loro in quell'azione, quella scalata sbagliata, ma lui eccetera, ancora meglio, ti hanno fatto gol. Barcellona, ragazzi, cambia un po', no, il discorso in Europa. E noi, quando vi feci quell'altro scommetto, andiamo a vedere i giocatori che abbiamo comprato, quante partite in Europa hanno, quanti gol in Europa, il che non significa che domani, non sto dicendo non ne faranno manco uno, perché io spero che facciano doppietta, però intanto tu hai comprato un giocatore che ha 5 partite in Europa, 7 partite in Europa, un gol in Europa. No, allora Lucca quante partite in Europa aveva? Ma non stiamo colpevolizzando il ragazzo, però il problema è che tu l'hai pagato tra prestito, riscatto eccetera, oltre 35 più 5 di bonus eccetera. È tanto per un giocatore che non ha questa esperienza europea, proprio non cristallina, ma sì, è lo stesso. Allora la gente si aspetta o critica Ambrosino, Vergala, poi può darsi che da domani iniziano a giocare e fanno doppietta ogni partita, e perché ovviamente il calcio è bello anche con questo che ti stupisce, perché poi c'è Bellingham del Real Madrid, giovanissimo, Ancelotti gli trova la posizione però intanto tu non hai comprato un giocatore che ha uno storico, lo stesso Neres non è che ha uno storico di goleador, di una stagione sempre titolare 38, però per noi la storia non conta, lo studio non conta, i dati non contano, tutto non conta, conta il Napoli e conta che uno o è iettatore o critica, o critichi la società o sei direttatore, tutto il resto che una prova minimale di approfondimento non conta. In realtà poi fosse solo Lucca e non stiamo poi di tutti i giocatori che abbiamo comprato, e io ve lo feci vedere a inizio campionato quello schemetto,
Quanta esperienza europea hanno questi qui, che non significa che saranno dei bidoni, perché però avere la saggezza di dire vogliamo partire da questo, non da zero, da questo dato, che significa possono fare bene, possono fare benissimo, possono fare male, possono, e invece aspettative enorme. Ma le aspettative in base a che cosa? Perché tu puoi avere aspettative e anche Cristiano Ronaldo poteva fare male, poi ha fatto bene anche in Italia, ma tu stai ponendo delle aspettative su dei punti interrogativi, no? Che possiamo almeno accettare che siano punti interrogativi? No, perché contano più i pupazzetti, le frasi fatte, lì, Le merendine. le merendine, i stufoli, eccetera, eccetera. Alla fine, perciò ho detto, noi stiamo facendo il percorso con gli errori, con le sbaglie, ma tutto sommato in Europa, vedete, io non sono deluso, continuo a dire sportivamente, solo umanamente, ma non deluso nel senso dispiaciuto, perché poi non è calcio, uno non deve esagerare, come dice Sorrentino, sono film, i figli sono la cosa importante. Mi è piaciuto, ho detto, qual è la cosa più, no, i figli, no, ma i figli, sono film, ho detto che è uno che vive di quello, no? Cioè, cavolo, è considerato un maestro assoluto anche nel mondo, dice, i figli sono una cosa importante. Non è una cavolata dire con Mazzocchi oggi la vince, certo non lo puoi sapere, però ma come non è in caratteristica, lista. lo so, è chiaro, Sì, lo so che lo la sa, dico- dico che non è in lista. Anche dico, lì, si aggiunge anche questo, cioè magari ti faceva comodo uno con quelle caratteristiche in quel momento che ti servivano i rifornimenti, perché Mazzocchi fino in fondo almeno ci va. ma anche lì Mazzocchi, onesto lavoratore, no? Tra virgolette, Certo. no? Non un lavoratore, cioè che viene a Salernitana, che si stava salvando, va da Sabatini piangendo, l'ha raccontato Sabatini, che disse che è entrato nel suo ufficio, non mi fa perdere questa possibilità, no? Walter Sabati, perché Walter Sabatini, sì, no, pensando- questo pensavi, no, ma sia. Detto, no, è stato Walter Sabatini. Ascoltiamo l'altro vocale che per Ron era stato tranciante. Ciao Vale, ciao Guido, rifaccio questo vocale perché Valerio mi ha fermato a dire una cosa che magari ancora non vuole che esca, e anzi chiedo anche scusa a te Vale, Vai, che magari non ci ho pensato, riformulo quello che ho detto successivamente, ovvero che vendere Lang ora come ora sarebbe una mossa dal mio modo di vedere totalmente innocente, specialmente se andiamo a vedere quelli che sarebbero gli eventuali nomi in entrata da fonti anche abbastanza attendibili. Cioè anche oggi si è visto che Lang è entrato anche abbastanza bene in campo, si vede che ha determinate attitudini a certi livelli, che ad esempio un Vergara non ha. Cioè, poi se parliamo della qualità, vabbè, quella è un'altra cosa, ma a livello anche di esperienza c'è una grande differenza, ad esempio, fra i due, per fare un nome, Vergara. Se poi facciamo addirittura il confronto con gli eventuali nomi che si fanno, che dovrebbero venire a suo posto, vabbè, li lasciamo stare che è meglio. Poi sul fatto della stagione fallimentare sono stato un po' tranciante, lo sono stato sia perché io personalmente non entrerei fra le prime 24 della squadra campione d'Italia, che sì, non è abituata al nuovo format, sì, magari si è indebolita sotto l'aspetto della qualità, però sarebbe comunque grave a mio modo di vedere. E lo dico anche perché io sinceramente ho molta paura di non entrare fra le prime 4, specialmente con lo scontro diretto che avremo fra qualche giorno in queste condizioni, che secondo me potrebbe essere una partita spartiacque sotto l'aspetto della qualificazione in Champions. Io ho molta paura che non entreremo fra le prime 4. Quindi per questo, fondamentalmente. È chiaro, sì. Il quadro generale, insomma, al di là di quella che può essere la qualificazione Champions o no, è il momento. Perché la qualificazione non è pessimismo, e lo dico con la serenità che mi contraddistingue, se poi uno ci crede o meno. Non è durissima quest'anno, di più, perché insomma, poi è noioso. Inter e Milan fanno il loro campionato, che l'Inter o si suicida e il Milan si va a prendere lo scudetto, però la Juve ci deve entrare per diritto di sangue, cioè poi non scordiamo, negli ultimi 8 qualificazioni UEFA Champions League, quando si qualificano le prime 4, la Juve ha fatto 8 su 8, poi un anno la squalifica, però ha fatto 8 su 8, è storia, no? Come diceva quello più bravo di me, quindi non ci entrerà. Andiamo a vedere lo storico di Spalletti, è sempre entrato in Europa Spalletti, anche con l'Inter in difficoltà, quindi sarebbe veramente epocale che la Juve non entri in Europa, quindi di Riff e di Raffa ci deve entrare. Noi ce la giochiamo con la Roma, che tosta, sarà fino alla fine un cliente scomodo, perché non sarà l'Atalanta, non è un lapsus, cioè il gioco dell'Atalanta scintillante con molti gol eccetera, ma forse in questo è migliorato Gasperini, che invece accusa molto, c'è un certo tipo di sconfitte, la sconfitta con Napoli è costata, no? Settimane di rimurginamenti eccetera, ma quello è il nostro campionato, te la devi giocare con la Roma, anche se adesso la Juve sta qualche punto indietro. Rimarrei veramente stupito, ma posso sbagliare, che la Juve quest'anno non entrasse in Champions League, ma sarebbe epocale, proprio. In più ci deve entrare per una questione di bilanci, di immagine eccetera. Ricordavo di quello schemetto, no? Che dice Guterres
aveva 10 presenze in Europa quando fece all'inizio della stagione, no? Lucca 3, che sono le 3 che ha fatto con il Napoli, no? Lo stesso Milinkovic-Savic 7, stiamo parlando quando ha incominciato l'esperienza quest'anno con Napoli, no? Lang 37, no? Non è che ha questa esperienza di cui 4 gol europei, no? Quindi tu non hai comprato, poi non stiamo dicendo che Lang è un bidone, però hai comprato un giocatore che aveva 37, alcuni già fatte con Napoli, 4 gol, Marianucci 0, infatti non è in lista, no? Bekema 33. E forse sono stati pagati tanto i giocatori nel Napoli, perché il mercato... Perché crea poi quell'aspettativa, se invece prendi i giocatori è chiaro. La notizia del mercato l'ha riportata Di Marzio. Io non vedo il tweet, però magari non l'ha fatto via tweet. Datemi altre... Che abbiamo preso Daniel Maldini, che abbiamo preso? No, nel senso che il mercato poi si sblocca, che devono fare la riunione, eccetera, eccetera. Penso si riferisca ancora a questo. Vediamo, magari arriva a Kvara. Molto kafkiano. Io non lo so, Guido, la vedo più come una beffa che altro. Cioè No, ma sarebbe... Scusa, perché cambi... Perché questa cosa qui, più che vederla come un'ingiustizia, una cosa, sai, io ribadisco, ricordo sempre alle persone, anche quelli che mi trovano borioso, che sono l'anticomplottista, che va raccontata un po' meglio, perché queste sono anche delle indicazioni che ha dato il governo, che sta facendo un certo tipo di campagna, non c'è un viaggiare all'unisono di tutte le forze in campo, no? Lega, federazione, governo, squadre, società, eccetera. Semmai erano le tempistiche con la quale è stata messa in atto. Poi si può discutere, non è che così le società si risalano, quello è un altro discorso. Però la gente non ricorda da dove viene questa direttiva, no? Allora ho trovato Nicolò Schira. Oddio, Schira, non Di Marzio. Scrive: possibile svolta nel mercato. Poi se l'ha scritto pure Di Marzio, non lo so. Possibile svolta nel mercato del Napoli. Nel prossimo Consiglio federale la Lega Serie A chiederà di poter far utilizzare ai propri club la liquidità accantonata negli anni precedenti. Se così fosse, Napoli potrebbe investire denari importanti. Per la campagna acquisti di gennaio, che è quasi finita. Questo no, quindi deve chiedere. Quindi è il Consiglio federale, la Lega, ma quando poi? Domani? Sì, che deve, e poi se si possono sbloccare, se li vuole utilizzare, tanti se. Allora io sono in pigiama e non ho una felpa fatta a mano. Continuo a pensare che Lang sia stato gestito male in una situazione già molto bizzarra e disastrata. Non so se per il mercato, ma anche stasera è entrato tardi. Non trovo corretto tutto ciò. Vale, secondo me è anche una scelta. Non è opinione che non puoi contestare, perché non puoi dire è sbagliata, è giusta. Noi possiamo valutare anche lì in maniera infinita, perché ciascuno ha la sua opinione, le sue prestazioni. Non lo so perché a volte i tifosi si innamorano di un'idea. Grazie, no, che comunicazione interna, perché Nicola sa da ripusare un po'. È Schira. Oddio, Schira. No, ma è corretto, Guido, non dobbiamo nemmeno... Non nel senso, però è stato pompato troppo Lang quando è venuto. E questo anche lui si è presentato con enfasi. Io poi non cito i miti miei, poi tra l'altro è scomparso da certa narrazione, sempre Vinicio, adesso crollo, ma c'è anche il calcio degli anni '80 che è stato veramente il più bello, non in Italia, nel mondo, perché tutti volevano venire qui, da Zico, Maradona, Rummenigge, Klinsmann. Io vi ricordo quando è venuto Careca in Italia, perché Valerio è troppo piccolino rispetto a me. Tu non puoi immaginare che giocatore era Careca, perché Maradona ci prendeva tutti, ma non aveva piedi, non aveva pantofole, aveva piume, per dire. Tra l'altro in un calcio dove ti tiravano certe mazzate, se tu ti vedi le partite integrali ti domandi com'è possibile che terminano 11 contro 11, perché già nel primo tempo dovevano essere 7. Guarda, ti spaventi a vedere quelle partite in replica. Ma io non mi ricordo Careca che si presenta con una
presunzione, un'enfasi, ma con un'umiltà incredibile, è stato un giocatore fantastico. Quindi ci ha messo anche del suo. Poi oggi ovviamente ci sono molte più trasmissioni, molti più siti, i social, molti più canali, ridicolo come questo, io per primo, eccetera. Quindi figurati, tutto viene amplificato, come ci ha insegnato il maestro Troisi, no? Che diceva che Ha fatto un guai, ma lo ripeterà sempre. Domanda per Guido: Conte è davvero il più forte o forse è solo il più carismatico? Mio padre dice che è un Gattuso che ce l'ha fatta. vabbè, però anche se il fatto che è un Gattuso che ce l'ha fatta significa che qualcosa Che deve ce l'ha avere. fatta. Nel senso sì, ma io penso che all'inizio ci sono state tutta una serie di congiunture e anche qualche errore arbitrale di troppo, tipo il primo scudetto, ma io in questi 2 anni l'ho visto migliorato, pur non essendo l'allenatore dei miei riferimenti umani e culturali. Ehm, Secondo me sì, e anche nella famosa comunicazione che invece lo stanno accusando, che comunica molto male, ma anche lì, se uno è sincero non va bene, se dice bugie non va bene, se non parla non va bene. Siamo molto sclerotici nell'ambiente napoletano. Che sia carismatico, sicuramente carismatico. Detto, a me dispiace perché con una stagione un po' più lineare, ecco questo voglio dire, sarebbe un po' più logica la valutazione, per quanto è solo mia, poi Valerio avrebbe la sua, eccetera, eccetera. Per questa stagione diventa un po' difficile valutare, però sta facendo cose nuove. Per esempio, prima era molto fondamentalista, non cambiava idea, non cambiava modulo, e non lo è più. Con Napoli per un Penso che Conte dovrebbe presentare le dimissioni. Ehi. No, ma stanno uscendo una alla volta, perché poi Ma quando questo è invece figli come insegna i Leone. numeri di Conte quest'anno sono da allenatore limitato e mediocre. Guadagni 10 milioni Allora, ed esce ai posso gironi di recuperare Champions League. una domanda che io mi sono ricordato, che però non ho risposto, che non è per eludere, perché non so poi tra l'altro tu non sentendo la voce delle domande scritte, non sai se ti stanno prendendo a me per i fondelli, No, se è una no, domanda... qua No, è quella su insiste. Su Xavi Xavi Alonso. Ti Ah, ricordi che mi chiesero, no, così la leghiamo a Conte. sì. Guido, ma Xavi Alonso è un allenatore del Real Madrid? Io dissi sì, poi le spiego, è stato esonerato, quindi mi aspettavo, Guido, non capisci un cacchio, eccetera, eccetera. Xavi Alonso è stato esonerato con una percentuale di vittoria del 71,43%. Il campionato ha perso 2 partite, eccetera. Là. Comunque il Champions League se la può giocare per entrare nelle prime 8. 71,43 Valerio. Cioè non è che uno pensa, dice, quest'anno il Real Madrid sta prendendo figuraccia, ha già perso 7 partite in campionato, eccetera. Ex madridista, insignito proprio da Ancelotti, profilo umano da Real Madrid, perché a Madrid non puoi fare il pagliaccio, vedi là, esonerato, anche in malo modo, perché conosciamo la mentalità non sempre condivisibile di Florentino Perez e di figurine, eccetera. E il calcio di oggi è complicato, perché non è facile gestire tutte le componenti, che non sono solo quelle economiche, quelle finanziarie, perché ci sono società quotate in borsa, quelle dei procuratori che sono diverse rispetto agli anni '80, quelle mediatiche, quelle dei social, e invece si fa sempre il confronto con quello passato e non si considera quello presente. No, addirittura che sia un allenatore scarso mi sembra un'esagerazione, che pure lui sbagli, ma in tante cose, può sbagliare a volte anche in affermazioni e dichiarazioni, però insomma, di nuovo serve sempre il buon senso, cioè, se noi andassimo presso ai tifosi saremmo peggio di quel presidente che cambiava, non voglio nominare per galanteria, anche perché è defunto, no? Cambiato più allenatori di camicie, per dire, no? Perché veramente basterebbe un mezza prestazione, un mezzo tempo che tu esoneri un allenatore. E allora poi come costruisci? Non dico avere quelle cose alla Wenger o a Simeone nell'Atletico, ma per esempio a Napoli si parla sempre che invece noi programmiamo, tranne il maestro Sarri, noi non riusciamo a tenere un allenatore più di 2 anni. E questo ce lo dovremmo chiedere. Infatti la grande forza del Napoli, e lo ripeto sempre, che De Laurentiis è stato molto bravo, io aspetto il 3 febbraio, che ha avuto
nei momenti giusti, le persone giuste per tanto tempo, 3 direttori sportivi bravi che invece venivano trattati come deficienti. Prima, durante e dopo, perché quello non portava manco il caffè, Bigon, quello ormai è cotto, Marino, io me ne ricordo le cose, Giuntoli è un parveneur, poi è un cretino, poi è andato alla Juve, avesse un cretino, vedrete il lavoro che ha fatto la Juve. Noi dobbiamo ringraziare che l'hanno cacciato, dobbiamo ringraziare che hanno tenuto poco, per me era meglio se fosse rimasto un po' di più Tudor, eccetera, perché se fosse rimasto giunto con Spalletti, poi ti tenevi la Juve ai vertici per 3-4 anni, sono cavoli se uno è tifoso di un'altra squadra, però insomma quello è un altro discorso. Ho detto, la grande forza di De Laurentiis ha avuto solo 3 direttori sportivi nella sua esperienza e adesso vediamo quanto sarà bravo e quanto sarà manna, ma noi, a parte Sarri, parlo come Serie A, perché poi dalla casa dalla C là lo sappiamo che è di Rene, è stato di più, noi siamo stati Mazzarri, però diciamo da quando il Napoli ha incominciato a essere un po' più credibile nelle prime posizioni di classifica, noi tranne Sarri 1 anno e mezzo è la media dei nostri allenatori, perché 1 anno e mezzo è stato Ancelotti, 1 anno e mezzo è stato Gattuso, non ne parliamo i 3 allenatori 1 anno, vediamo se starà 2 anni Conte. E come costruisci una società se tu basta una partita per mettere in discussione tutto il lavoro di tutto uno staff di professionisti? Mi sembra un po' superficiale. Ma non si tratta di difendere, ragazzi, qua chi vuole ascoltare la società, di difendere Conte, si tratta di vogliamo costruire le basi, avere una programmazione, e la forza della società si vede nella forza in cui riesce a costruire mattone dopo mattone e far capire che ci sono delle fasi nel corso di una stagione, nel corso di una storia di una società. Non può essere solo che vinci, siamo un Napoli, perdi, non vale buona niente. Queste fasi non entrano nella mentalità ci sta bene del tifoso, non ci sta bene degli analisti, perché il tifoso io lo posso accettare che è passionale, emotivo, alla fine non mi vuole stare a sentire, siamo ridicoli, siete ridicoli, un canale ridicolo, lo accetto perché il ruolo del tifoso va bene, poi se uno vuole crescere come tifoso non va bene nell'ambiente, invece nell'ambiente si va in questa dicotomia. Allora nell'ambiente uno dice Mimmo Caratelli, Però purtroppo sono legate le due cose. sì, però Perché Caratelli i tifosi è molto più bella di quella di Guido, d'altronde lui è un maestro assoluto del giornalismo e ve la posso ripetere, se De Laurentiis ci crede, lo disse molto prima di questo periodo, lo deve confermare e prolungare subito. E attenzione a questo passaggio, stiamo parlando di una persona che ha una lucidità incredibile, non potete accusare di essere uno contro i napoletani, contro Napoli, contro la società o a leccare i fondelli della società, perché anche fu l'unico che disse lei viene qui e fai il proprietario, non il presidente, chapeau. Stiamo parlando di una persona che ha un'onestà intellettuale, qui lo possiamo dire, e non a prendere per i fondelli, onestà intellettuale al di sopra di tutto. E guarda che la sfumatura è importante, è la stessa cosa, se ci crede Conte è giusto che tu sei più forte di queste sirene di sclerosità. È ovvio, oggi la delusione è enorme, perché poi significa soldi, eccetera, però è enorme perché le aspettative erano sbagliate, c'era un vizio di fondo. Poi delle cose non sono andate bene. È chiaro, ma io che ti ho detto, Valerio, a inizio stagione, l'apro e chiudo un secondo perché ti incazzi quando lo nomino, io sarei contento se i Lakers escono al secondo turno dei playoff, 4-1 sconfitti, perché già per me è un miracolo. So che non avviene, perché è un percorso, cioè non me li vedo, spero che vengo, ci credo come un bambino, cioè, ma io lo so che non succede, ok? Quindi quando usciranno al primo turno mi incacchio, non voglio sentire nessuno come il Napoli per mezza giornata, eccetera, eccetera. Non è che non mi incacchio, però lo so. Allora io lo so che non avremmo vinto la Champions, non saremmo andati in semifinale, quarti finale, poi può darsi che battiamo il Chelsea, vinciamo là. Però in campo europeo è più dura fare i miracoli. Nel campionato italiano abbiamo dimostrato che poi alla fine non dovevi prendere tutti questi top player, 50 top player, spendere milioni e milioni, gli altri. Bastava un poco e crederci. In campo europeo serve un po' più di qualità, esperienza e continuità. prendo il messaggio di Giuseppe che dice: a me sembra che le società abbiano sfruttato la disponibilità del Napoli e il Napoli stesso, che non ha mai avuto tale disponibilità,
si sia fregato. Questo penso che richiami il discorso di aver pagato certi giocatori un po' oltre quello che era il loro valore Sì, sì. reale. Ma questo poi diventi bravo, perciò bisogna vincere, perciò quest'anno bisogna vincere la Coppa Italia, invece bisogna dare continuità, perché delle società, noi ricordiamo che Chiesa è andato alla Juve, io sono contento che andò alla Juve, e non al Napoli, ma De Laurentiis, e non a chiacchiere, gli offrì un pozzo di soldi alla Fiorentina, tutti e subito, si parla, poi vero o non è vero, però sappiamo che era un subbillo, quasi 90 milioni. È andata alla Juve 2 anni gratis di prestito, il secondo anno la finanza creativa, il terzo anno la finanza creativa, eccetera, eccetera. Vlahovic, e vedete il discorso che feci io della qualità, dell'aspettativa. Vlahovic quando è andata alla Juve a gennaio fu un colpaccio, mi ricordo facemmo una live, no? Andò da capocannoniere e lo vedevano in Inghilterra. La gente non se lo ricorda, no? E ha preso di meno, e la forza è anche non farti, cioè noi abbiamo pagato Meret uno sproposito, poi a prescindere dalla narrazione su Meret, ma Meret era un giocatore che aveva 17 presenze in Serie A, poi ce ne usciamo predestinato, perché no, c'era 26 più bonus più l'acquisto obbligatorio del secondo portiere, che è quello che poi abbiamo. Carnesis. Poi figuri il ragazzo d'oro, Meret, eccetera, però non l'abbiamo pagato come un semi esordiente. L'Udinese si è sempre fatti pagare bene. 300 milioni di mercato, siamo arrivati a 300. Ah no, 150 quest'anno e 150 quest'anno. Francesco, purtroppo non è così. Cioè, puoi ripeterlo, puoi anche scriverlo in maiuscolo, ma purtroppo non è così. E quando lo dici in generale nell'etere, va bene. Qua abbiamo portato i dati, abbiamo portato singolarmente quanto i giocatori guadagnano all'ordo, quanto è l'ammortamento di ognuno di loro. Mi dispiace, penso tu sia nuovo, non ci hai mai ascoltato, e va bene, benvenuto se hai intenzione di parlare di calcio in un certo modo. Pretendere che perché prende 10 milioni così non è proprio il nostro linguaggio. 115 quest'anno, 115 no, 150 l'anno 115 precisi 115, porca miseria. Secondo un'altra fonte 114, perché lo scopriremo quando lo metterà a bilancio se Beckham è stato pagato 30 o 31, quindi perché io ti dissi 114, no. Poi quindi io posso sbagliare, perché là io ti devo prendere da tutte le informazioni, c'è discordanza. Però tra 115, quindi ti sto dando il dato con 1 milione in più, ok, vado là, tra 115 e 200 cambia molto. No, comunque è corretto pure chiuderla così, pure che abbiamo speso 300, no? I soldi non scendono in campo, e abbiamo visto che McTominay, facciamo l'esempio del migliore, McTominay 30 milioni, Lucca 35, facciamo che già costa 35, hanno lo stesso valore? No, i 30 milioni di McTominay valgono quasi 300, quelli di Lucca ne valgono 3,5, di conseguenza fare un discorso hai speso tanto uguale mi devi dare tanto in campo non regge, mi dispiace. Si può dire che il Napoli ha sbagliato a comprarli, si può dire che Conte ha sbagliato a chiederli, si può dire che Conte sbaglia a metterli in campo, ma il fatto che 300 milioni significa che devi per forza passare alla Champions League, devi per forza passare il turno e devi per forza vincere un altro scudetto. Scusate se abbiamo vinto uno scudetto e una Supercoppa, chiedo umilmente perdono, perché siamo così abituati a vincere in continuazione. Purtroppo questa è la chiosa importante, che non scendono in campo. Difficile Kvara 10 milioni, quanto ti è valso Kvara? Che l'hai pagato 10, 15 o quanto l'hai pagato? Certamente non 100. Valeva 100 milioni? Probabilmente valeva di più dei 70/80 con cui l'hai venduto. No, 80.
i siti dicevano 70, poi dal bilancio, quindi in realtà io ti dissi che servivano 74 milioni da coprire, poi li abbiamo venduti a 80, quindi senza... Si Sì. può dire che Conte ha fallito, i risultati sono questi, ok, Conte ha fallito. Scudetto, Supercoppa, terzi oggi, poi usciamo dalla così e fuori dalla Champions League. Se Conte ha Conte fallito. si qualifica per la UEFA Champions League dell'anno prossimo, quindi entro le prime 4, ha fatto una stagione che doveva fare durissima, perché non è affatto scontato, perché tu hai una corazzata che non so che non conta la Roma, ma io dall'anno scorso mi sono preoccupatissimo, e quelle 3 che per diritto di sangue ci devono stare. In più il fatturato loro è diverso, eccetera, eccetera, eccetera. Quest'anno è Milano-Cortina, quindi Milano ha tutti i riflettori sportivi, cioè comunque hanno le Olimpiadi. Cioè, è un altro sport, ho capito, però sempre 2 Olimpiadi. Comunque un mese di riflettori. Comunque l'NBA ha chiesto a Milano e a Roma di far parte dell'NBA europeo, non l'ha chiesto a Milano e Napoli, non l'ha chiesto a Milano e Torino, a Milano e Roma. Non mi interessa, a voi non interessa nulla, ho capito. Chissà Però se c'è un questa mondo cosa... oltre il vomero, oltre il vomero, vi do sempre questa notizia, c'è un mondo, invece siamo noi l'ombelico del mondo. Chissà se le dichiarazioni di Rio Ferdinand, dove accosta Conte allo United, dice se dovessi chiamare a qualcuno chiamerei Conte, per la prossima Ma stagione sono io poca roba, credo qualche indizio. io credo, per come si sta muovendo questa sensazione che al 100% sarà sbagliata, ripeto, sensazione, ok? Non fatto né storia né analisi, proprio una sensazione, è proprio quella, che lui torni lì. Infatti nelle interviste ci tiene moltissimo che non vuole il traduttore, no, ma risponde in Parlo in inglese, inglese, ed è una sfumatura che io ho visto proprio in chiave che lui si sta lanciando. Che ci sia una spaccatura è stata, come l'anno scorso, è stata certificata da queste dichiarazioni, perché comunque c'è una spaccatura tra comuni intenti tra società e non ci può essere di nuovo la promessa, perché e sto sicuramente sbagliando, come ho sbagliato per Kvaratskhelia, come ho sbagliato per i Sicari quest'anno. Noi, anche se andiamo in Europa, ve lo anticipo, una cessione eccellente il Napoli la dovrà fare in estate, pure se si qualifica con l'Europa Champions League. Quindi il mercato di giugno dell'anno prossimo, che voi vi aspettate altri 300 milioni, sarà un mercato difficilissimo, perché il Napoli ha una rosa anzianissima, con giocatori che non possono andare da nessuna parte, tranne in Arabia, eccetera, perché siamo sempre alle solite. Politano dove va? Inter, Milan e Juve? No, pretendono di meglio come gioco, perché se fosse Ronaldo e Messi il sacrificio per un 31enne, 32enne lo fanno. Dove va? Fiorentina e Lazio, che non li possono pagare con uno stipendio, al Genova, Cremonese, Udinese, no. E non ne abbiamo uno, ne abbiamo 15 così. Noi abbiamo una stella, che è McTominay, che ha un mercato enorme in questo momento, perché se lo possono prendere tutti. Tutti. Cioè tutte le big se lo possono prendere, tutte. Cioè almeno 50 squadre, tra Francia, Germania, Inghilterra e Spagna se lo possono prendere, perché poi non ha uno stipendio e ha un'età dove altri 3 anni di gran carriera li può fare. Højlund non è nostro, perché non è riscatto obbligatorio, è legato con la Champions, c'è la possibilità. Quindi noi abbiamo una grande stella, l'altra probabilmente Lang, che già andrà via, quindi voi pensate Lukaku, ma Lukaku è in scadenza a giugno, può andare in Arabia, ma non va alla Juve, cioè mica ti danno 50 Ma quando milioni. ti pannerà? Quello è il problema. De Bruyne a parametro zero, quanto ti possono dare? Avrà 35 anni, avrà fatto una stagione. L'infortunio di De Bruyne ha cambiato la stagione del Napoli, non solo in qualità tecnica, umorale, professionale, carismatica, ma anche in chiave di mercato, perché tu l'anno prossimo avrai un giocatore che ha in punto interrogativo, sperando che per lui torni bene, faccia un grande mondiale, le ultime belle partite con noi, però avrà 35 anni dopo essere stato fuori 30 partite. E non puoi pretendere che... Quanto ti può dare l'Arabia? 20 milioni se vai in Arabia? Perché ti vuole regalare, perché ti vuole... Quindi la qualificazione Champions serve per i riscatti dei famosi mercati che voi dici 200 milioni, perché tu devi riscattare il portiere che è 6 milioni e mezzo,
Lucca 26 più 5, Elmas 17, Højlund 44, però non è obbligatorio. Allora, il portiere Lucca scatta dal 3 febbraio, quindi quando il Napoli farà i punti il 3 febbraio questi scatti li deve fare. E poi la qualificazione Champions non è il pattò di Napoleone della banda degli onesti, no, scusa, di miserie tormentali. Sembra sempre che questa qualificazione Champions è infinita, no? L'ultimo vocale. Buonasera a tutti, io volevo focalizzarmi un po' sulla parte tattica perché alla fine la partita si è giocata e andava vinta senza se senza ma. Loro si sono messi a 5 e noi abbiamo continuato ad andargli proprio in bocca, cioè verticalizzando centralmente, cosa che non aveva senso, soprattutto perché siamo troppo lenti nella circolazione. Passare da destra a sinistra con così tanta lentezza non ti permette poi di imbucare, se non hai una qualità superiore. Gutierrez a destra non è una cattiva idea perché alla fine noi giochiamo un Politano a destra di solito, quindi che è anche lui un mancino, caratteristiche diverse, ma anche lui un mancino, soprattutto in costruzione. E io ripeto sui cambi, Elmas e Vergara fuori, luce spenta, erano gli unici due che riuscivano a tirare fuori un po' i braccetti quando si sono messi a 5 e crea un po' di spazio tra centrale e quinto per quella verticale lì. E niente, detto questi cambi a me non mi sono piaciuti, Lang per me troppo poco, Lucca male, a parte un controllo, e basta. Vedi, questo è uno spunto ancora ulteriore su quello che è la partita, perché poi siamo andati ovviamente oltre, ma era anche, avremmo fatto tutto un altro tipo di live se il Napoli avesse vinto questa partita sicuramente, che Sì, poi si va nel però profondo. è vero che a volte noi abbiamo visto in queste partite delle belle giocate, poi non è che fai sempre gol, dove c'erano delle triangolazioni anche strette, anche molto difficili, con difese molto chiuse tra Elmas, McTominay, Elmas, Højlund, perché Højlund non può essere lasciato così solo. Nonostante le squadre fossero molto chiuse, provavi a entrare centralmente, però poi tu hai visto se è entrato anche il gol, oppure comunque esce la ribattuta, il calcio d'angolo, così oltre di non avere una pressione costante, è giusto dare ampiezza al campo, e tu oggi la provai a avere con Spinazzola perché Elmas era più interno, lo abbiamo notato subito, però questa è una notazione vera. Ci sono state un paio di azioni, una bella sventagliata di Lobot, un'altra di McTominay meravigliosa, dove tu hai aperto il campo, però lì poi lenti, cioè tu hai guadagnato 2 tempi di gioco con quella sventagliata meravigliosa, perché hai fatto da parte a parte, hai messo una è stata anche molto bella, con Elmas l'ha messa a terra molto bene. Poi, mamma mia. Però lì manca un po' di qualità, quindi la squadra deve crescere come qualità, come giocate. Perché noi la diamo per scontato, perché siamo in Napoli, abbiamo speso 30 milioni, però poi la vedi quando vedi allenare anche quei 15 minuti quando sono disponibili per le telecamere, no? Quando viene il Real Madrid a Napoli, tu vedi quelli, mamma mia, non sbagliano un passaggio, te la mettono tutti, qualunque giocatore, e poi ne vedi in partita che sono tutti passaggi dove tu non è che devi indietreggiare di mezzo metro, sono tutti i tempi di gioco che perdi. Allora, il primo problema è che oltre l'intensità, se Højlund è troppo solo, a parte le sportellate, e non ha il Napoli la possibilità di fare quell'1-2, cioè portare i giocatori in aria, diventiamo lenti, prevedibili, e poi una cosa importante del calcio, nessuna squadra, manco il Barcellona dei vecchi tempi, riesce a resistere tantissimo, vedi l'Inter la fregò, tantissimi, è molto meglio avere 15-20 minuti continuativi dove tu pressi l'avversario piuttosto che fare in 50 minuti 3 azioni, perché può nascere un errore se tu subisci per 20-25 minuti una pressione anche qualitativa enorme, e noi a volte ci prendiamo delle grandi lacune, perché spezzetto nel gioco, perché ci manca la forza, siamo deconcentrati, sono tutte risposte che deve dare Conte, che sarebbe interessante chiedergli certe cose, se è un processo di crescita, dove si deve intervenire, non parlo solo sul mercato, però queste sono cose vere di campo, e noi lo sappiamo dove sono le sbavature nel Napoli, non è che non le vediamo le partite, a prescindere dalle emozioni, è così, a parte che esistono pure gli avversari e li consideri, tranne le grandi big, le consideri sempre squadrette, però alla fine quest'anno le squadrette tu hai perso punti con Verona che è ultima in classifica, eccetera eccetera eccetera. Guido, andiamo a chiudere la live con qualcosa di positivo per il presente e per il futuro. Stiamo parlando di costruzione,
la gente e dobbiamo provare a vincere la Coppa Italia. Io non sono né pessimista né disfattista, molto concreto. Non voglio sembrarvi lì. È giusto che non riesco a entrare qui e dire abbiamo sì, compriamo il mondo, perché poi chiudo la live e Valerio mi dice ma tu sei sicuro di quello che hai detto? No, ti ho detto una balla. E lui mi direbbe perché mi hai detto una balla davanti a delle persone? Non te la posso dire una balla, però nessun pessimismo, c'è la consapevolezza che se noi lo vediamo con un anno duro di costruzione, l'anno prossimo sarai più forte di un mattoncino Lego. Se noi, non sono io, manco Valerio, Conte deve dare le dimissioni questa sera, quello è pessimismo, quello è farsi prendere dalle emozioni, dalla negatività. Perché deve? Perché ha mancato, tutti l'hanno mancato, avete visto, noi sono più le volte che non ci siamo qualificati al turno successivo, poi al turno successivo siamo usciti agli ottavi. Quindi qual è questa grande novità del Napoli che non passa? Questa è una bella domanda. Quest'anno di costruzione sta costruendo qualcosa veramente? Secondo me no. Ma non per colpa di Conte, perché di nuovo si ha l'impressione che il presidente va da una parte, qua ti devo rispondere con sincerità, il direttore sportivo da un'altra, l'allenatore da un'altra, si accusa lo staff medico da un'altra, l'ambiente, ovviamente tutti tirano la carretta dal proprio ego, perché sono egocentrici di un certo livello, non io nel calcio, e quindi questa è la cosa che mi preoccupa, perché se vedessi effettivamente una linea di condotta unica sarei molto più sereno per dire ci sta questo stop in questo momento, questa cosa lì, perché fa percorso ed è normale. Il problema non è lo stop che ci sta col Verona, eccetera, è come questa cosa poi viene effettivamente utilizzata, se è un fondamento serio per il domani o se è un fondamento per rimettere sempre tutto in discussione. E l'impressione l'impressione, e vedi, è anche questo, è l'impressione anche come vengono sempre analizzate le questioni degli infortuni, le questioni del mercato, sempre con la solita sciatteria. Voi non lo sapete, apro e chiudo una parentesi, che ci stiamo scervellando, anzi lo voglio dire, non lanciare una novità, sul famoso fuorigioco, spalla, non spalla, non spalla. Ovviamente siamo 4-5 cretini, io in testa, il più cretino di tutti, non sull'aspetto era fuori gioco, la regola è sbagliata, quello è un altro discorso, perché continuo a domandarmi com'è possibile che uno sport bellissimo, con investimenti miliardari, con tutto quello che sappiamo, perché muove tantissimi, oltre che soldi, spettatori, eccetera, poi sia affrontato con una tale superficialità. A me non mette in discussione la buona fede, il fatto, togliamo che era il Napoli, erano due squadre immaginarie, però sarebbe utile sapere quante telecamere sono utilizzate. Non può essere una persona dice 10, una 12, una fino a 30. Cambia molto. Che modello di telecamera è utilizzato? Lo vorrei sapere da tecnico, perché Alfred Hitchcock portò Madame Julie Andrews in camera da letto, non in camera da letto come quella là, e gli mostrò tutti gli obiettivi della macchina presa, dicendogli guarda, se ti inquadrano con questo obiettivo, con la stessa macchina da presa, il tuo naso appare così, con questo, quindi impara anche come attrice, eccetera. Quindi che macchine da presa, tutte, che telecamere, perché non è cinema, che obiettivi, che software viene utilizzato, perché cambia molto. Qual è il grado di distorsione della io uso per esempio della macchina della telecamera, posso farvi, lo farò, lo prepariamo, tutta una serie di domande tecniche, perché non mi sta bene la narrazione, se no è un cartone animato il fuorigioco, e non sto mettendo in dubbio, non è il discorso della buona fede, il complottismo, no, questo è un discorso tecnico innanzitutto, perché visto che è una cosa così importante, uno lo dice prima, inizio campionato, per questa tecnologia noi utilizziamo questo tipo di software, l'anno dopo l'abbiamo potenziato perché come compriamo computer sempre più potenti per i programmi, per montare i video, per i videogiochi, no? E uno lo dice, vale, che computer usi, Apple o non Apple per montare, Final Cut, come si chiama? Nel calcio, banalità, però Valgo c'è un canale ridicolo. Invece io vorrei sapere, voi ci dovesse dire questo, a inizio campionato, questo è tutto quello che noi utilizziamo, con questo tipo di software, con questo scartamento di distorsione, con questo scartamento di 0,2 secondi, perché un attack, se la fai a Milano, se la fai a Caltanissetta, con una macchina diversa, con una risonanza, con l'ecografia, sono diverse, perché se quella costa di più, è più precisa, eccetera, quindi
sfatiamo il mito innanzitutto che la tecnologia è infallibile, qualunque tecnologia, questa non è né malafede né contoppismo, però quando ti va a fare l'attacco ti dicono questo è questo tipo di modello di così con 0 micron, si chiama là. Nel calcio possiamo dire vabbè, finché sono i numeri delle partite giocate va bene, e questi numeri va bene, quello là tutto va bene, addirittura uno dice 10, uno 12, uno fino a 30, va bene, cambia moltissimo. Prendono 15 punti del corpo, ma quali? Ci potete spiegare tutto a inizio anno? Ci fate la lezioncina, non interessa a nessuno, non è vero, c'è qualcuno che il calcio lo vuole affrontare anche in maniera un po' più professionale e non solo con i pupazzetti. Scusate, perché sennò, visto che poi ci rubano le cose, questa cosa, anche se la stiamo studiando in maniera fin troppo scientifica, perché poi ci sono ragazzi che Valerio è riuscito in questo canale di Ridicolo a coinvolgere, che hanno delle professionalità nel loro settore, non calcistico, anche parecchio elevate, con le conoscenze informatiche, fisiche, matematiche, eccetera, e non si accontentano di questa banalità. Scusatemi. Ciao Guido. Un'anticipazione, lo so che non c'entra niente, però con la partita di oggi lo ti vedo provato, però siccome ci rubano No, costantemente sono 2 ore e 20, è stata una giornata lunga e faticosa, con anche faticosa. uno che non ti dà quelle energie, no? Se tu avessi vinto, poi quelle energie invece te le trovi, invece anche Certo. noi tifosi Esatto, andiamo a è così, letto è così, con la gobba. è così. No, è così, è proprio così. Le energie fisiche, ragazzi, non scoraggiamoci. Domenica c'è una partita di pochissimo conto. Il Napoli di solito queste partite non le sbaglia. No, infatti ci attacchiamo a quello ogni volta che siamo arrivati al limite senza la possibilità, ci arrivi quasi con quell'idea che tanto vai tanto per andare, trovi delle energie residue che non pensavi di avere. Stiamo diventando veramente all'osso perché manco più Lang c'hai, perché lo vendi o non lo vendi a botta la Sì, pigliata e no. quindi non penso che possa andare in campo. Io Infatti veramente non so. sono proprio pochi, non è creare alibi, sono proprio Cioè, pochi. mettiamoci nei panni anche di uno che in panchina si deve portare De Chiara e altri di cui non conosciamo nemmeno il nome. Insomma, vabbè, fa niente. Allo Questo stadio passa dove così. tu, tra l'altro, a Torino, nella nostra storia, abbiamo vinto solo 9 volte in tutta la storia, però ci devono salvare primavera. Con fiducia, con coraggio, con professionalità si affrontano le partite e anche le analisi, però bisogna anche riconoscere quello che è la stagione. Questa è una stagione difficile, ha detto Conte dall'inizio, è diventata molto difficile, ma Napoli ne può uscire fuori. Sì, ha le possibilità, le competenze e le qualità, questo quindi il pessimismo, no, per uscire fuori. Però non solo ci devono credere tutti nell'ambiente, perché se non ci credono già non... e si devono impegnare tutti, lui lo disse, no? Quindi per dire, forse le qualità di Lang sono superiori per chiudere il discorso rispetto a una possibilità, però se Conte sente che serve un altro tipo di approccio perché è più utile, sono tutte cose che scopriremo cammin facendo, ci vuole un po' di pazienza, non in questo canale ridicolo. Questa è una novità, Grazie. ridicolo. Sì, sì, sì. Ce lo portiamo Non di. fa niente, ce l'apprendiamo. Buonanotte, A amici me mi dispiace bellini. solo che che ha fatto arrabbiare Angela Torre, perché noi ce la vediamo a ridere, ma se Ma fanno io arrabbiare Angela Torre, me la prendo a ridere perché me ci non sta. frega. No, ci sta perché è aperto al pubblico, ci sono tantissime persone. Io non so, dovrei andare a riascoltarmi perché umanamente non mi sto comportando bene. Non so più che fine hanno fatto, non riascolto più i mangiatori di merendine scadute. Spero che siano in buona salute, che poi fa male mangiare merendine scadute. Quindi una sera mi devo mettere a recuperare qualche loro video. Cioè, quindi il mondo è di tutti, quindi ci sta che noi ospitiamo di tutti. Siamo ridicoli. E possiamo far peggio, caro signore, il peggio deve ancora venire. Però ridicoli, visto che veramente ho chiuso. Comunque abbiamo festeggiato due scudetti qui su questo canale e anche una coppa, quindi tanto male non abbiamo fatto. Però questo è un altro discorso. Buonanotte a tutti.
Ciao Guido, ciao a tutti. Guagliù, i like non ho controllato, eravamo più di 900 a un certo punto. Chi è rimasto lasciasse il like, giusto per sfizio, perché comunque 2 ore e mezza post di terapia tutti insieme. Guagliù, vi dico una cosa, seguitemi bene, perché vi ripeto, quello che non ho potuto dire, che non ho voluto dire oggi, poi riuscirà o comunque sarà di dominio pubblico domani nel momento in cui lo sarà, però delle avvisaglie le avevamo, e rende tutto un pochino più complicato. Quindi veramente dobbiamo stringerci, e lo so che oggi è difficile perché si erano creati tutti i presupposti per vivere una serata bellissima che ti poteva dare una spinta anche alle prossime partite, affrontavi il Chelsea con più calma, magari potevi anche pensare a un pareggio col Chelsea, affrontavi la Juve in un certo modo. Dobbiamo stringere i denti in questo momento e aspettare che chiuda il mercato, perché alla chiusura del mercato possiamo tirare delle somme e capire cosa possiamo fare. La stagione è molto lunga, praticamente il campionato è finito, però non ancora, dobbiamo ancora fare delle cose, quindi voi lasciate il like, vi abbraccio e vi bacio tutti quelli che seguono bene tutte le cose, perché lo so che seguite bene, pure quelli che arrivano distrattamente oppure tardi, quelli che non sono mai stati qua, qualcuno che mi sta scrivendo guarda notizia, Schira ha detto, lo so, ne abbiamo parlato, ti sei collegato adesso, non fa niente, non posso pretendere che tutti siano collegati a tutte le ore. A tutta l'ora, messie e madame, a tutta l'ora. Amici belli alla ribalta, Poriani è bello, tutti lo sanno. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo restare ancora un pochino. No, sto scherzando. Sembra quasi che sai, poco. Allora. Mi dispiace pure staccare perché stanno ancora parlando nella chat. Forse la lascio aperta. No, già chiaro.